presenza, abbiamo fatto un'invasione di campo a 44esime, spero presto lui sia particolarmente soddisfatto e gli diamo la parola. Grazie sempre. Grazie, io mi sono messo la fascia perché un po' anche da far condice perché tutte le visite avute in questi tempi li ho sempre raccolti proprio con la fascia. Domenica è venuto anche il sindaco di Rho con un gruppo di 100 persone in visita alla pompa, che il comune di Fratta, lo dicevo con Diego, ha fatto di tutto per tenere aperta nonostante che abbia fatto parecchi lavori anche sulla pompa. Quindi, insomma, e poi la fascia per vedere le difficoltà dei piccoli comuni è nuova, frutto di una lunga battaglia con la ragioniera, perché spendere 250 euro di fascia sono cose troppi. Vabbè, comunque grazie per essere venuti e soprattutto per contribuire con la vostra presenza a celebrare degnamente il centenario della morte di Giacomo Matteotti. Tante presenze sono come una goccia che porta la vita e che è frutto di tante gocce, quindi tutte queste gocce daranno qualche frutto buono. Vi saluto, vi ringrazio, ma soprattutto voglio farvi omaggio dove c'è la sintesi della vita e del periodo in cui ha vissuto Giacomo Matteotti. Noi già nella passata amministrazione abbiamo fatto una serie di testi partiti 5 anni fa e ognuno dice qualcosa della vita dei periodi di Giacomo. C'è il quaderno 1, l'uno dice riforme elettorali e rivolgimenti politici, parla del 1919, quindi leggi elettorali, tutte cose comunque che ancora oggi stiamo parlando. Il 2 è importantissimo secondo me perché descrive il polesine di Matteotti, un polesine povero, bastava un raccolto andato a mare della gente, moriva di fame, non c'erano contratti certi di lavoro, si dice che addirittura chi veniva assunto su un foglio non avesse il nome scritto, aveva solo quello che doveva fare. Quindi anche l'identificazione e la dignità di una persona come uomo, individuo, era proprio lasciata perdere. Il terzo è Giacomo Matteotti fra diritto e politica. Lui ha scritto anche di diritto e quindi sono stato a un convegno alla biblioteca della Camera proprio una settimana fa e a relatori un po' la tristezza e il rimpianto che Matteotti non avesse avuto la possibilità di sviluppare queste sue proposte. Ne aveva fatte molte e la morte gli ha tolto la possibilità di crescere e di dire ancora qualcosa. Però quello che ha fatto e detto basta ad essere ancora oggi un insegnamento valido. Il quarto è l'occasione perduta dell'Italia. Importantissimo anche questo perché lui aveva pensato anche a come evitare che il fascismo prendesse il potere. Una serie di condizioni politiche ha fatto perdere l'Italia l'occasione della pace e di una dittatura che l'ha portata a disastro poi.
L'ultimo è il Gianni Rini e Matteotti che ama bene alla fine, con le lettere, con le rispondenze altro. E a me piace ricordare un passaggio di Wikipedia che scrive a Giacomo nel 1818, passando davanti al Parlamento della Camera, e dice: mi immagino già quello che dovrai affrontare quando sarai grande. E il cuore di una donna percepiva già quello che sarebbe stato un percorso molto duro della vita di Giacomo. Io ve ne faccio dono e spero che insomma sia un aiuto alla sua conoscenza. Grazie. Diciamo, la speranza nostra è che oltre appunto a ricordare Matteotti, le persone vengano a Frate, che è un posto bellissimo, nel senso che poi stiamo osservando tutti e tutti quanti entusiasti di questo posto. Grazie ancora Sindaco. Mi permetto una cosa un po' anche di interessante. In questo salone ogni anno c'è una cena, si chiama cena carbonara, dove viene con attori su questo punto, una tavola e gli altri. Durante questa cena c'è la rievocazione del passaggio dell'arresto dei carbonari del 1818, i carbonari della Fratta che vengono arrestati e poi tradotti alla vita. Se qualcuno a novembre, a San Martino, a novembre, avesse voglia di partecipare a questa cena, sarebbe un'esperienza per portare un po' di storia, che non è solo storia di Fratta, è storia della nazione, perché io sono stato l'anno scorso allo Spielberg e ho visto dove c'era Silvio, tecnico come i nostri cardinali, quindi è storia dell'Italia. Grazie. Dunque, noi non siamo ancora carbonari, ma ci stiamo apprezzando con la e dare la parola anche qua per un saluto a Alberto Colombo, che è il segretario generale della Camera di Rovigo. Sì, buongiorno a tutti e a tutti, grazie alla CGIL e allo SPI Veneto per aver organizzato questa iniziativa in questa parte del nostro territorio così importante e significativa per tutti, per tutta l'Italia, per tutti noi e ovviamente di cui noi andiamo, come dire, anche fieri. Non c'è dubbio, ragionavo con uno storico in un'altra delle iniziative che si stanno svolgendo in queste commemorazioni per il centenario dell'assassinio di Matteotti da parte dei fascisti, che paradossalmente sono ancora più importanti queste iniziative perché a volte i Matteotti è più conosciuto ed apprezzato fuori dal nostro territorio che non dal Polesine e dai polesani, quindi a maggior ragione assume valore questa iniziativa. E credo anche che assuma valore sia importante perché è giusto ricostruire in maniera corretta e ricordare quella che è stata la storia e cosa ha rappresentato per tutti Giacomo Matteotti, devo dire a fronte anche del tentativo che vediamo da parte di questo governo, per buona parte presente e governato dalla destra, che vede come che erede del fascismo che tanto Matteotti fece per combattere, il tentativo appunto di riscrivere la storia, che la storia invece non si può riscrivere, e quindi diventa altrettanto importante queste iniziative per ricordare quella che è davvero la storia e cosa è avvenuto. Così come è fondamentale, io credo, continuare a ricordare l'importanza e l'attualità, la modernità del pensiero e dell'azione di Matteotti, che deve continuare ad ispirare anche tutti noi oggi. La sua militanza
che lo portò anche a pagare fisicamente le violenze dei fascisti anche nel nostro territorio fino al suo assassinio e alla sua morte, e la lotta che sempre fece Matteotti, che pure veniva, come sappiamo, da una famiglia benestante, per gli ultimi, per affermare dei valori come l'uguaglianza, la giustizia sociale, la libertà e la pace stessa, per la quale, ricordiamo, fu confinato, no? Un valore importante ancora oggi, fu confinato per anni in Sicilia, e che devono continuare non solo ad ispirarci, ma che dobbiamo continuare a diffondere, e che erano talmente moderni e attuali che poi diventavano molti anni dopo l'architrave della nostra Carta Costituzionale, che ancora oggi hanno così valore. E quindi io penso che ricordare anche in queste iniziative Matteotti, la sua azione per affermare questi valori che abbiamo definito, sia anche difendere in qualche maniera la nostra Costituzione, i valori su cui essa si fonda, che anche questi vengono messi in discussione da chi pezzo su pezzo la vuole smontare. Quindi grazie, buon convegno e vi do la parola. E ora la parola a Nicoletta Biancardi, segretaria generale dello Spidel Veneto, dove nella sua relazione prova a mettere in fila la giornata di oggi, che fa dai campi della legalità, l'azione nostra sulla legalità, e da lì via fino ad arrivare alle cose un po' più diciamo dei giorni nostri. Nicoletta. Mi ha suggerito di stare qua come posizione, se non sbaglio. Intanto anche vi saluto, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti e ben arrivate e ben arrivati in Polesine. Non pensavo, ma sono sinceramente emozionata, probabilmente questa location così molto suggestiva, ma anche sicuramente per la grande figura di Matteotti, rispetto alla quale noi oggi parleremo e faremo delle grandi riflessioni. Questa iniziativa di CGIL di Spireto vuole infatti commemorare la figura di Giacomo Matteotti nel centenario della sua morte, rinnovando l'impegno per la difesa della democrazia, della libertà e della legalità. Questi sono i motivi che ci hanno spinto ad organizzare questo evento, a pochi passi dalla sua casa e dal luogo dove è sepolto, in questa splendida cornice qual è Villa Grimaldi Molin Avezzù Pignatelli, conosciuta appunto come Villa della Carboneria, che ci fa sentire più vicini a lui. Con i nostri ospiti, i nostri relatori, che ringrazio anticipatamente, vorremmo approfondire alcuni di questi aspetti, attualizzando e valorizzando il pensiero di Giacomo Matteotti. Legalità perché? Perché abbiamo pensato di inserire questa giornata all'impegno di coloro che hanno partecipato e anche organizzato i campi della legalità del 2023 e per lanciare quelli nuovi nel 2024. Tra pochi giorni infatti partiranno anche in Veneto con nuove tematiche da affrontare, alcune delle quali anche specifiche del nostro territorio. Sabato scorso, quindi sabato 25 maggio, siamo stati a Napoli per partecipare alla manifestazione indetta dalla Via Maestra, CGIL, assieme a tante altre associazioni, con lo slogan per fermare le guerre, costruire l'Europa dei diritti, applicare la Costituzione. Il nostro segretario nazionale della CGIL, Maurizio Landini, nel suo intervento conclusivo ha ricordato che dobbiamo essere uniti per la democrazia, che vogliamo siano applicati i principi e valori della Costituzione per cambiare il Paese. Quindi la Costituzione non va cambiata, come invece vuole fare questo governo, con l'autonomia differenziata che divide il Paese e accresce le diseguaglianze, o con il premierato che concentra nelle mani di una sola persona il potere, svuotando il ruolo di garante della nostra Costituzione al Presidente della Repubblica. Va appunto applicata e fatta vivere nella quotidianità. Ma c'è di più. Questo governo di destra fa parte di quella cultura che non ha partecipato alla costruzione della democrazia e della Costituzione, ma se oggi al governo è proprio grazie alla democrazia che i nostri padri e madri costituenti hanno costruito.
L'attacco alle libertà, a partire da quella sull'informazione, mette in discussione la libertà di tutti, come il diritto a esprimere le proprie idee, compreso quello di manifestare, va garantito a tutti, in particolare ai giovani e agli studenti, che pur facendolo pacificamente sono stati manganellati. La CGIL, a proposito di diritti, ha lanciato una campagna referendaria che riguarda 4 quesiti abrogativi sul lavoro, che deve essere tutelato perché è un diritto costituzionale, sicuro perché al lavoro si deve sicuro perché di lavoro si deve vivere e non morire, dignitoso perché ben retribuito e stabile, stabile perché la precarietà è una perdita della libertà. A questi potrebbero aggiungersi quello dell'autonomia differenziata, appena sarà approvato anche alla Camera il DDL Calderone. Questa campagna referendaria, chiamando in causa le cittadine e i cittadini, ha l'obiettivo anche di stimolare e rilanciare la partecipazione democratica in un momento in cui la disillusione verso la politica e l'astensione al voto sembrano prevalere, lasciando il campo libero a forze antidemocratiche e al populismo. Per questo la CGIL si impegna sin d'ora a essere in prima linea nel contrastare l'approvazione del premierato, il cui iter si preannuncia lungo e complesso e sul quale saremo chiamati probabilmente ad un referendum confermativo. Inoltre, ricercando un accordo con le associazioni e movimenti che fanno parte della via maestra, la Confederazione predisporrà anche delle proposte di legge di iniziative popolari, principalmente sul lavoro e sugli appalti e sul contrasto alla precarietà, alla disoccupazione e alla povertà, come alla difesa e al rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, la non autosufficienza, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le proposte referendarie, così come quelle relative alla proposta di legge di iniziative popolari, mirano a contrastare la crisi sociale che si fa ogni giorno più forte e i pericoli che corre la nostra democrazia, ma sono solo una parte della nostra articolata mobilitazione. Ritorniamo al tema della nostra iniziativa, partendo da quel tragico 10 giugno 1924, quando Giacomo Matteotti viene assassinato per mano di una squadra fascista, a causa delle sue denunce rispetto a certe illegalità commesse dalla nascente dittatura di Benito Mussolini. Giacomo Matteotti e la sua lezione di democrazia, di un martire di ieri, è ancora attuale? Ricordare Giacomo Matteotti non è solo un dovere morale, ma anche probabilmente, propriamente, un dovere civile, cioè un dovere attinente ai rapporti fra i cittadini in una repubblica. Oggi più che mai è così. In un paese che si deve misurare davanti a tragedie come quelle delle guerre e il mondo intero è impreparato a dare risposte, dove crisi economica e sociale aumentano povertà e diseguaglianze, dove crisi ambientale e climatica dovrebbero cambiare le nostre priorità. Un governo nazionale di destra che favorisce evasori, lobby, parenti e amici, che occupa ogni sede del potere e della cultura, che limita e mina le libertà e i diritti, va contrastato da tutti noi associazioni, istituzioni, società civile, contribuendo alla tenuta della bussola costituzionale, come baricentro i valori e gli interessi delle persone, come arma la democrazia. Non siamo certo nel 1924, ma anche allora l'Italia viveva un periodo di laceranti contraddizioni sociali, causati dai postumi della Prima Guerra Mondiale. Anche allora fasce di piccole e medie borghesie soffrivano di un forte declassamento sociale. Il fascismo nacque nella cultura della guerra, con la cultura della guerra, per la cultura della guerra. Giacomo Matteotti fu assassinato esattamente in questo scenario, che si nutriva di antiparlamentarismo e antipartitismo. Tale cultura, per fortuna, oggi non è più egemone, ma antiparlamentarismo e antipartitismo crescono in ampi strati della popolazione
in una sofferenza democratica evidente e a tutti comune, a gran parte dell'Occidente. Da noi lo possiamo constatare in tutte le tornate elettorali, sia amministrative, politiche ed europee. Il partito dell'astensionismo è sempre più popolare. La prima lezione che ci viene data dalla vita e dalla morte di Giacomo Matteotti è perciò la difesa strenua della democrazia e la lotta per la sua continua evoluzione, tesa al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dell'insieme del popolo. La sfida in sostanza è tra un potere diffuso, rappresentato e partecipato, e la mitologia del potere dell'uomo forte, potremmo dire anche della donna forte, che nel Novecento ha portato catastrofi. La seconda lezione è la difesa della politica come servizio e come progetto, davanti alla sua decadenza come interesse privato e come pura tattica di potere. Giacomo Matteotti era sulle tracce di un accordo segreto del governo con la compagnia petrolifera Sinteroil per l'estrazione del petrolio in Italia, con un vorticoso giro di tangenti e corruzione che portava ai massimi livelli del potere politico e della monarchia. La chiave della corruzione è la commissione della politica con gli interessi economici, che viene, come i fatti dimostrano, sia nei regimi democratici che quelli autoritari. Ma a differenza dei primi, nei regimi autoritari è più difficile scovarla e appurarne anche la responsabilità. Sappiamo tutti che una delle ragioni attuali della crisi della politica, della nostra politica, è la corruzione, ma la democrazia ha gli strumenti per contrastarla, il fascismo no. La terza lezione è la lotta contro la violenza e la sopraffazione come mezzo per la conquista del potere. Nel suo ultimo discorso in Parlamento, il 30 maggio del 1924, Matteotti accusa i fascisti di brogli elettorali e si scaglia contro le violenze squadriste che insanguinavano il paese e di cui lui stesso era stato vittima prima. Oggi abbiamo ancora seguaci squadristi nella galassia di organizzazioni neofasciste e razziste che infestano il nostro paese. Pensiamo ad esempio all'assalto alla sede nazionale della CGIL compiuto il 9 ottobre del 2021 a Roma e relative condanne. La quarta lezione riguarda il coraggio come virtù civile. Giacomo Matteotti sapeva benissimo a cosa andasse incontro col suo intervento in Parlamento. Rivolto ai suoi compagni disse al termine, come è noto, il mio discorso l'ho fatto, ora voi preparate il discorso funebre per me. Ecco, il coraggio civile di un uomo che non ha ancora compiuto 40 anni, che ha una moglie, 3 figli, ma si mette in gioco e rischia la pelle per difendere la democrazia contro i tentativi di affossarla. Oggi ci sono ancora squadracce di neofascisti, ma per nostra fortuna non c'è il contesto di diffuso squadrismo omicida tollerato, appoggiato e qualche volta richiesto dalle istituzioni, come era quel tempo. Ma di coraggio come virtù civile abbiamo più bisogno che mai. Per contrastare le mafie, i criminali, i corrotti, i poteri forti, che cercano di dirottare i fondi, anche quelli del PNRR, ma non solo, a proprio vantaggio e a scapito dell'intero popolo italiano. Va da sé che l'altra lezione di Matteotti è stata il contrasto al fascismo in ogni sua forma e manifestazione. Guai a noi se, finito per sempre il fascismo storico, non ci accorgessimo dei gravi pericoli di un suo ritorno in altre forme del nostro tempo, quando autoritarismi e oscurantismi sono prepotentemente tornati all'assalto in tutto l'Occidente. Suonano quasi profetiche le sue parole, diventate patrimonio di tutte le successive generazioni di antifascisti. Il fascismo non è un'idea, è un crimine. La lotta di Giacomo Matteotti è stata una lotta per la giustizia e per un'idea alta di legalità. Questo mi pare sia il lascito essenziale, la sua grande attualità di oggi, quando tale lotta coincide con la lotta per la difesa della Costituzione, che incarna disciplina, giustizia e legalità. Questo è il suo messaggio
che sentiamo nostro e che ci impegniamo a sostenere e a praticare, perché noi sosteniamo la buona politica. Senza giustizia e legalità non esiste però una buona politica. Tra pochi giorni saremo chiamati alle urne per le elezioni europee, destinate a incidere profondamente sugli assetti geopolitici mondiali e anche sulle future sfide che solo un Parlamento, istituzioni e norme europee profondamente rinnovate possono raccogliere, ritrovando quei valori di libertà, giustizia e democrazia che hanno garantito all'Europa 80 anni di pace. È attraverso l'affermazione dei diritti che si contrastano democraticamente le derive autoritarie. È attraverso la partecipazione popolare che si sconfiggono i liberismi, è attraverso il coinvolgimento di coloro ai quali rivolgiamo la nostra attenzione che si raggiungono i risultati che ci proponiamo. Per questo auspicio, senza tentennamenti, speriamo che si fermino e faremo di tutto perché si fermino le forze democratiche progressiste più vicine alla nostra scala di valori. Non ci sfugge il rischio di un cambio radicale e di uno spopolamento dell'asse di governo della comunità europea verso alleanze reazionarie, nazionalistiche e nostalgiche, che poco hanno a che fare con la nostra storia e i valori costituzionali e antifascisti. Chiudo con la dichiarazione congiunta fatta in vista delle elezioni europee dal nostro Presidente della Repubblica assieme al Presidente di Germania e Austria, e dice: partecipando al voto, difendendo le istituzioni liberali, lo Stato di diritto, i nostri valori fondanti, la nostra comune libertà, siamo veramente uniti nelle diversità, all'interno dei nostri paesi e all'interno della nostra Unione Europea. Questo ci ha consentito di vivere nell'Europa più pacifica e prospera che abbiamo mai conosciuto. È un grande patrimonio che vale la pena difendere e sviluppare esercitando il democratico diritto al voto. Chiudo ringraziando le compagne e compagni della nostra organizzazione e della comunicazione SPI regionale e CGL regionale che ci hanno permesso oggi di fare questa bella iniziativa, che hanno seguito la sala e che hanno seguito tutta la nostra iniziativa nella preparazione e anche nello svolgimento. Grazie a tutti. Grazie. Allora io chiederei ai nostri ospiti di accomodarsi. Tania Scacchetti, segretaria generale dello SPI, Silvana Fanelli, segreteria regionale CGL, Diego Crivellari, studioso storico, e Massimo Di Celmo, avvocato della CGL. È in collegamento Raffaele Lorusso, che purtroppo ha avuto un problema familiare serio, quindi non ha potuto essere qui con noi, ma è in collegamento, ci sente e ci ascolta. Crivellari. Crivellari è l'autore del libro che vi è stato regalato stamattina e ci intriga il tema, e cioè Giacomo Matteotti non è un ectoplasma, insomma, piovuto dal cielo, appartiene alla storia del Polesine, che era, diciamo, il punto di vista secondo noi interessante della tua ricerca e della tua analisi, e cioè il rapporto tra la storia del Polesine e la figura di Giacomo Matteotti. Diego Crivellari. Intanto vi ringrazio per l'invito e per la possibilità, insomma, anche di poter interloquire con voi, con una organizzazione così importante come lo CGL. E adesso stavo ringraziando per l'invito, per la possibilità di interloquire con un'organizzazione così importante come lo CGL in questa sede, lo ricordava anche il sindaco, bellissima, e di farlo a casa nostra. Questo lo dico da polesano, insomma, anche se nella brevissima nota biografica qua non c'è scritto se trovate nato a Torino da qualche parte, ma insomma, come tanti polesani siamo figli di un lungo ondato di emigrazione altrove.
Questo libro, che è stato scritto insieme a un giornalista che credo conoscete, padovano Francesco Iori, è nato proprio dalla volontà di cogliere l'occasione di questo importantissimo centenario per raccontare in maniera narrativa, divulgativa chi fosse Matteotti, appunto, e di collegarlo, però questo forse mi permetto di dire, ecco, può essere il pregio maggiore di questo tentativo, di collocarlo sullo sfondo di un denso scenario storico, sociale, politico, che è quello appunto del Polesine. Territorio, lo sappiamo, molto spesso ancora oggi considerato marginale rispetto ad altre realtà del Veneto e del Nord, dotato comunque di una sua peculiarità, ecco, per molti motivi che magari avremo modo anche di toccare rapidamente, un territorio di cerniera, di frontiera, possiamo dire, tra Veneto ed Emilia, ma non solo, che ha visto appunto sorgere la figura di Matteotti, che appunto, lo ricordavo giustamente chi mi ha preceduto, non è un fantasma che nasce appunto, o una figura che nasce in un contesto diciamo qualsiasi, ma è figlio, secondo noi, questo è anche il titolo che abbiamo voluto dare al libro, di un contesto del tutto particolare. Quanti minuti ho? Quindi posso provare ad andare avanti e sintetizzare le ragioni anche di questo titolo, che poi non vorrei fosse fuorviante, perché sicuramente lo si ricordava, Matteotti è stata una figura di letteratura nazionale ed europea sicuramente. Il Polesine però in cui nasce Matteotti, lo si ricordava, era un antico territorio contadino, la cui storia, insomma, come sapete, per secoli è stata contesa tra veneziani, estensi, eccetera, un territorio povero, un territorio caratterizzato da una cronica instabilità idraulica, le alluvioni si contano, lo ricorda Iori, a decine e centinaia nel corso dei secoli, che nella seconda parte dell'Ottocento però conosce un lento ma inarrestabile risveglio, che sostanzialmente coincide con la presa di coscienza da parte del popolo contadino di avere insomma dei diritti e di poterli rivendicare anche con l'azione sindacale e politica. Fino a metà dell'Ottocento la politica in Polesine è appannaggio di elite, lo ricordava il sindaco Tasso, in questa sede si svolgevano i famosi appunto banchetti carbonari che verranno poi sdominati dagli austriaci. Il Polesine peraltro darà al risorgimento economie anche importanti, ma si trattava, lo sappiamo bene, lo sapete, di elite, insomma, che appartenevano all'aristocrazia o all'alta borghesia. Per quanto riguarda invece, ecco, la partecipazione e il risveglio popolare, dobbiamo attendere essenzialmente gli anni 70 e 80 del XIX secolo. È qui che il Polesine diventa non soltanto per Matteotti e prima di Matteotti un territorio di importanza nazionale, con quella che gli storici hanno definito la prima ribellione contadina o la prima addirittura rivoluzione contadina bracciantile che l'Italia ha conosciuto. Quella che nei manuali di storia trovate diciamo alle volte, talvolta ricordata come la Boie. Per chi è veneto non c'è bisogno insomma di grandi traduzioni, la bolle ed è botto la Valefona, insomma è riferimento a questa pentola sociale, ecco, che così sulla scorta, ecco, di miseria e ingiustizie finisce per in qualche modo esondare e far scoppiare, ecco, questa ribellione di un popolo essenzialmente di braccianti come quello polesano all'80-90% verso la fine dell'Ottocento. La Boie la trovate molto spesso collegata a territori come Ferrara, Mantova, Cremona, ed è effettivamente una ribellione che investe l'intera area padana, ma di fatto nel 1884 il suo vero epicentro è il Polesine, territorio intorno a Rovigo, Cerignano, Pezzoli, Adria. Lo ricorda un grandissimo scrittore come Bacchelli nel Mulino del Po. Se nel Ferrarese questa ribellione nasceva anche con delle prime rudimentali forme di organizzazione sindacale, in Polesine la ragione principale era la fame, la miseria nera, che quindi spingeva i braccianti a ribellarsi anche in assenza di forme organizzative già in qualche modo solidificate o esistenti sul territorio. Ricordo il 1884
884 perché il 1885 maggio appunto è la data di nascita di Giacomo Matteotti, che nasce proprio in questo contesto di Fratta da una famiglia agiata potremmo definire borghesi possidenti, che veniva in realtà dal Trentino, insomma qualche decennio prima, e che aveva trovato a Fratta la sua residenza. Di Fratta era tra l'altro anche la madre di Giacomo, quindi potremmo dire che l'adesione di Matteotti al socialismo ancora adolescente è un'adesione che nasce addirittura in controtendenza rispetto a quelli che potrebbero essere definiti i suoi legittimi interessi di classe, ed è un'adesione che, lo vedremo, nasce in famiglia anche sulla scorta di un esempio molto importante, che è quello del fratello Matteo, valente studioso di economia, ma soprattutto militante e amministratore socialista appunto a Fratta e poi anche in provincia. Abbiamo ricordato l'84 della Boie, seguiranno poi processi anche importanti, l'85 data di nascita di Matteotti. Retrocediamo un attimo in questo parallelo così rapido per ricordare un'altra data fondamentale, 1882. Perché dico fondamentale? Per il Polesine perché l'ennesima alluvione, questa volta dell'Adige, porta a distruzioni, appunto, e disastri, portando poi avviando una nuova ondata migratoria di nostri conterranei essenzialmente verso le Americhe, il Brasile, l'Argentina, l'Uruguay. E l'82, permettetemi, è anche l'anno in cui il primo deputato dichiaratamente socialista entra alla Camera, il romagnolo Andrea Costa, che come sapete si distacca dall'anarchismo e viene eletto poi alla Camera poco distante da qua nel collegio di Ravenna, ma Andrea Costa conosceva bene anche il Polesine e lo frequentava. Quindi è in questo, brodo di una cultura rinnovata che si sta avvicinando anche al socialismo che Matteotti nasce. Ultima data che vi ricordo per non tediarvi di questo torno d'anni molto interessante, il 1886, data di un'altra elezione al Parlamento, in questo caso di un personaggio molto importante per Matteotti perché sarà di fatto il suo maestro, un medico marchigiano che lavorava, e viveva a 300, quindi in Polesine, poco distante da qua, Nicola Badaloni, che sarà poi il maestro del primo Matteotti, sarà sostanzialmente l'iniziatore del socialismo riformista in questa provincia. Badaloni, amo ricordarlo anche perché possiamo ritenerlo un anello di congiunzione tra la stagione risorgimentale, perché Badaloni era in stretto contatto e in amicizia con Jessie White Mario, donna straordinaria, patriota mazziniana che sposa il polesano Alberto Mario e diventa poi una grandissima protagonista del nostro risorgimento, anche lei probabilmente fosse troppo poco ricordata oggi. Jessie White Mario, infaticabile organizzatrice di tante cose, avvia il medico Badaloni ad una ricerca sulla pellagra, cioè sulla condizione, sulle malattie che colpivano i poveri braccianti del Polesine. Ecco perché in qualche modo la Jessie White collega la stagione risorgimentale democratica al socialismo di Badaloni, che viene eletto in Parlamento con la Lega Democratica e poi aderirà al Partito Socialista appunto di Turati. Matteotti in qualche modo è un socialista, se possiamo sintetizzare in 3-4 battute la sua formazione per la sua attività, è un socialista sui generis, nel senso che è un riformista in quanto aderisce alla corrente, all'area di Turati, ma sempre con posizioni personali. Era un personaggio poi sostanzialmente anche alieno da collocazioni correntizie troppo, troppo nette. Diventa dapprima amministratore a Fratta, viene eletto nel 1908 sul comunale ed è poi amministratore perché all'epoca la legge lo consentiva in vari comuni del Polesine, nomi che forse avete sentito nominare, Villa Marzana, Sassinelle, Liminara, Badia, eccetera, ed è un socialista particolare perché mette a disposizione dei contadini e dei braccianti polesani quello che era il suo sapere tecnico, quella che era la sua formazione di intellettuale e soprattutto di giurista, perché Matteotti si laurea in giurisprudenza a Bologna,
potrebbe avere, capite, una carriera universitaria sostanzialmente rapidissima, che gli viene in qualche modo raccomandata anche dal suo relatore, il professor Stoppato, ma alla fine, insomma, quello che prevale in lui è la passione per la politica, non una politica astratta, potremmo dire, ma quella politica socialista che passo dopo passo, attraverso leghe, cooperative, sindacato e anche partito, aveva il compito di emancipare, diciamo, le classi popolari o quelle che lo definivano le plebe agricole del Polesine. Quindi non aspettatevi, chi poi leggerà insomma questa o altre ricostruzioni, il classico tribuno del popolo. Matteotti probabilmente non era un grandissimo oratore, era un ragionatore, era un intellettuale, era soprattutto un grande personaggio che insisteva su un tema che prima il sindaco mi faceva venire in mente, cioè le classi svantaggiate, per poter prepararsi ad essere classi dirigenti, avevano il dovere di istruirsi. Ecco perché in Matteotti, lo troverete anche in questa ricostruzione, centrale è il diritto all'istruzione, il diritto alla scuola. Senza istruzione, senza autoeducazione non c'è emancipazione delle classi popolari e quindi non c'è una plausibile ipotesi di società socialista. Quindi il primo, diciamo, vero passaggio cruciale è il Matteotti, grande dirigente politico in ambito locale, amministratore e costruttore di leghe, cooperative, case del popolo, giornali, eccetera. È un amministratore soprattutto anche perché ritiene che se esiste una possibilità di cambiare radicalmente la società, questa passa attraverso un'organizzazione dal basso. Ecco perché il comune è strategicamente importante per Matteotti più di altri esponenti socialisti. Il comune dove si può sperimentare questa trasformazione dal basso della società. C'è una osservazione che Matteotti fa ai suoi compagni in uno scritto, dice: non dovete, cari colleghi, cari compagni socialisti, avere il terrore di parole come bilancio, mutuo, residuo, eccetera, perché dovete voi stessi, per essere migliori amministratori dei borghesi, per così dire, impadronire di questi strumenti e quindi dimostrare nei fatti che il comune socialista può essere un comune meglio e più proficuamente amministrato appunto di quanto non facciano i liberali o i borghesi. Quindi questa, diciamo, è la sua università politica. Secondo tema, poi se sui tempi sono, come dire, troppo lungo mi potete pure fermare ovviamente, secondo grande tema di attualità straordinaria, lo ricordava prima anche Nicoletta, la pace. Matteotti è un intransigente pacifista, o meglio antimilitarista. Viene eletto in consiglio provinciale a Rovigo, addirittura inizialmente non accetta, diciamo, l'elezione perché si trova per ragioni di studi in Inghilterra, ma alla fine, insomma, accetta questa elezione e con lo scoppio della guerra, diciamo, diventa un oppositore del conflitto. Perché oppositore? Per ragioni politiche, ideali e morali. Ritiene che la guerra europea si sarebbe appunto trasformata, poi come è successo, in guerra mondiale e avrebbe portato al massacro, al macello praticamente, contadini e operai sostanzialmente ignari, molto spesso anche dei motivi per i quali appunto venivano condotti in trincea poco distante da qua, per esempio sull'altopiano biesiano. Ed ecco che tra le altre cose subirà denunce, le prime persecuzioni, diventerà l'oggetto anche di un odio di classe, in questo caso da parte dei suoi, diciamo, colleghi borghesi. Ecco che troverete molto spesso offese e insulti che apparivano sulla stampa locale. Diventa il socialista infeliciato, il socialista milionario, il traditore di classe. Pronuncia un veemente discorso pacifista in consiglio provinciale a Rovigo nel 16 che gli costerà una denuncia, un processo, una condanna che poi fortunatamente, insomma, verrà ricusata. Un discorso pacifista e antibellicista ritenuto all'epoca così sconveniente che il prefetto non vorrà nemmeno farlo verbalizzare. Quindi parole di pace che erano sconvenienti, pericolose e assolutamente rischiose. E siamo nel 16. È un pacifista ma anche bellicista così pericoloso che, nonostante, diciamo, i suoi problemi di salute, i fratelli muoiono di tubercolosi e ne soffriva, viene poi richiamato alle armi e inviato, pensate, per ben 3 anni a 1000 chilometri e passa dal fronte a Messina, fino al 19.
Nel 19 poi rientra come per in Veneto, ha ormai rinunciato alla carriera universitaria ed abbraccia, potremmo dire, la politica a tempo pieno. Nel 19 è eletto in Parlamento con le prime elezioni al suffragio universale maschile con il proporzionale. Sono elezioni, avete capito, che si caricano di grandi aspettative in Italia, i contadini, i fanti, chi tornava dal fronte, insomma si aspettava evidentemente grandi cambiamenti. In questa tornata chi vince? I socialisti e i popolari, quindi i partiti essenzialmente nuovi che in qualche modo puntavano a rappresentare le masse popolari. In Polesine si apre anche in Polesine il biennio cosiddetto rosso. Matteotti è protagonista localmente della lotta bracciantili, protagonista anche di quel famoso patto agricolo Matteotti-Parini che in qualche modo porta i braccianti polesani a forti conquiste sindacali e di carattere anche economico, che possiamo intitolare sotto appunto l'imponibile di manodopera, ma insomma è un successo innegabile delle organizzazioni dei contadini polesani che infatti il padronato, la famosa agraria, non perdonerà, scatenando poi la reazione del biennio appunto cosiddetto nero. Ma Matteotti appunto entra in Parlamento e da subito, cito uno storico, cooptato in quella che è l'elite riformista, Turati, Treves, eccetera. Lo chiamano Tempesta, avete capito, perché il carattere era tutt'altro più facile, era giovane, lo vediamo alla Camera subito confrontarsi con nomi come quelli di Croce, Nitti, Giolitti, è praticamente un indefesso rappresentante del territorio. Sono ben 106 i suoi discorsi alla Camera in meno di 5 anni di attività, i discorsi peraltro di Matteotti verranno raccolti su impulso di Sandro Pertini soltanto appunto 50 anni dopo la sua morte, e quindi l'esempio, cito Luzzatto storico, di un parlamentare che non perde mai il contatto con il territorio perché è consapevole che la sua legittimazione deriva dai contadini e braccianti polesani che lo spediscono a suon di voto in Parlamento. Nel 21-22, come sapete, tutto cambia, in qualche modo lo squadrismo si organizza nelle campagne e Matteotti diventa il primo inflessibile, intransigente oppositore di Mussolini e dei suoi. Quindi è una fase intensissima, la sinistra ahimè si divide in almeno 3 frontoni. Matteotti nel 22 diventa il segretario di un piccolo partito socialista, il Partito Socialista Unitario. Lo fa perché sostanzialmente è più bravo, il più giovane, il più preparato, insomma, dentro un partito che in quella fase, come da altre parti, c'è qualcuno che inizia anche a tendere verso un compromesso con Mussolini. Tutto sommato questo era un ex socialista, magari adesso riesce a fermare gli squadristi. Ci si illude addirittura insomma, che questa ondata totalitaria possa fermarsi. Non sarà così. E Matteotti, lo ricorda fortunatamente ancora oggi il principale storico del fascismo, Gentile, Emilio Gentile. Matteotti è colui che in maniera preveggente, quindi prima di tutti e molto prima, capisce che il fascismo non è soltanto un gruppo di ragazzetti o ragazzotti che magari poi, come pensano i liberali, si potranno scolpire e costituzionalizzare, ma è qualcosa, un fenomeno nuovo nella storia d'Italia, soprattutto un fenomeno strutturalmente violento, in cui politica e violenza coincidono, lo diceva Nicoletta, in cui questa cultura violenta è i figli anche della guerra mondiale che ha cambiato tutto. Ed ecco quindi che Matteotti utilizza il Parlamento Montecitorio come tribuna da cui denunciare al paese quello che stava accadendo nelle campagne del Polesine. Un suo famoso discorso reitera questa formula: questo è il sistema del Polesine, il capolega ucciso a Pincara, il sindaco di Ariano ucciso, il capolega Masini ucciso a Granzette, eccetera, eccetera, eccetera. È una cronaca puntuale di tutto quello che avviene sul territorio in questi mesi tragici, in cui praticamente il movimento socialista, a cominciare dalla Valle Pagana, viene sostanzialmente smantellato casa per casa, comune per comune, associazione per associazione, sindacato per sede sindacale per sede sindacale. Ed è con questo coraggio che poi arriva sostanzialmente a sacrificare la sua vita, con il discorso, che saranno domani 100 anni, del 30 maggio 1924, quel grandissimo discorso. Guardate, Matteotti molto spesso ancora oggi lo definiamo martire, ma
non cercava la morte, era un uomo che voleva la vita, sicuramente era consapevole di rischiare, sicuramente sapeva che era probabilmente l'unico a poter denunciare e inchiodare Mussolini di fronte alla sua responsabilità e di farlo con la chiarezza e con i documenti e con le notizie alla mano. Come sapete, poco prima del 6 aprile del 24 si vota in un contesto sostanzialmente di illegalità, e l'invito quindi che vi faccio, e lo abbiamo riportato integralmente in questo libro, rileggere passo dopo passo questo discorso del 30 maggio 1924, come esercizio di memoria, come esercizio di storia, come esercizio di educazione civica. Se avete, sicuramente non avete nipoti, figli eccetera, che queste storie le conoscono malapena per qualche vago accenno scolastico. Il 30 maggio quindi compie questo discorso straordinario, probabilmente il più famoso mai pronunciato a Montecitorio. È il discorso che essenzialmente gli costa la vita, perché è vero che dietro l'omicidio ci sono evidentemente piste che rimandano all'affarismo che ricordava prima anche Nicoletta, la corruzione del fascismo, sì, c'era la Tangentopoli nera di cui si parla, ma il motivo principale è e rimane un motivo politico, che Mussolini poi rivendicherà il 3 gennaio 25, rivendicherà l'omicidio, e questo chiude la partita anche per gli storici. Matteotti viene ucciso perché era il primo, il più intelligente e il più intransigente avversario del fascismo insediato al potere. E d'altronde andate a rileggere come la stampa fascista e lo stesso Mussolini accoglierà il discorso definito mostruosamente provocatorio del 30 maggio. È un discorso che a leggerlo ci metterete un quarto d'ora, ma con le interruzioni e nel clima di violenza e intimidazione dentro la Camera, ecco, Matteotti ci metterà un'ora e mezza a pronunciarlo, quello che poi ci raccontano le cronache. Lo terminerà con quella famosa battuta consegnata al suo vicino di banco, che spiega molto anche del personaggio, della sua intelligenza, della sua ironia, anche troppo poco spesso ricordata. Ed è quindi un discorso in cui consegniamo l'eredità e la memoria più grande di Matteotti, difensore del Parlamento, difensore della democrazia, difensore di un principio che avete ricordato prima, la legalità. In qualche modo quindi con il 30 maggio si chiude questa sua parabola. Dopo pochi giorni, il 10 giugno viene appunto rapito, ucciso in pieno giorno a Roma, mentre appunto si stava recando alla Camera. E inizia un'altra storia, inizia la storia appunto di quel ventennio nero che conquisterà la libertà in questo paese e avvierà appunto il paese verso la dittatura e poi verso la rovina della guerra e delle leggi razziali. Grazie. Grazie Diego, grazie davvero. Penso potremmo dire a nome di tutti che è stato davvero bello ascoltare. Do la parola adesso a Raffaele Lorusso, che dicevo prima, insomma, ha impedito essere qui oggi con noi e in collegamento. Lorusso è stato fino a poco tempo fa segretario generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, oggi è componente del comitato esecutivo della Federazione Internazionale dei Giornalisti. Perché abbiamo invitato Raffaele in questa giornata? Perché io sento, ma come voi, in questi tempi insomma pesanti, qualche stupidaggine del tipo noi siamo amici di quel paese, adesso questo caso specifico di Israele, dice perché questo è un paese democratico e lì si vota. A me piace dire che ci sono tanti paesi in cui si vota anche in Russia, si vota anche in Iran, cioè non è la democrazia di un paese si misura anche dalle pratiche materiali, e uno dei punti cardini della nostra Costituzione è l'articolo 21, quello che garantisce la libertà di informazione. Un paese democratico non solamente perché si vota, che naturalmente è condizione necessaria ma non sufficiente. Un
paese è democratico anche se le persone, i cittadini, sono informati di quello che succede nel loro paese e nel mondo. Da questo punto di vista chiedo a Raffaele, che naturalmente ha un punto di osservazione importante, di dirci una sua opinione di come sta messa l'Italia e come sta messa l'Europa da questo punto di vista. La parola a Raffaele Corrusso. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì. Sentiamo. Sì, no, faccio una nota perché non vedo nulla, non vedo il video, quindi Sì, era un problema tecnico con la videocamera. Però ci sentiamo. sì, Tanto buongiorno e mi scuso per non essere lì con voi, mi sarebbe piaciuto molto, ma spero che ci potrà in futuro essere un'altra occasione per parlare di temi che sono profondamente attuali perché legano la storia al presente. Come è stato sottolineato molto bene da coloro che mi hanno preceduti, io penso che pensare oggi che il fascismo, così come si sviluppò un secolo fa, possa tornare o che possa esserci una sorta di nuova marcia su Roma con le camicie nere, con tutta la retorica imperialistica dell'epoca e via discorrendo, è chiaro che questo è puramente illusorio. Però bisogna guardare quelli che furono dagli inizi gli elementi costitutivi del fascismo. Il fascismo nasce e si afferma come fenomeno di repressione violenta di qualsiasi tentativo di organizzare le masse contadine, soprattutto le masse contadine. Il delitto Matteotti è il punto più alto e drammatico di un fenomeno cominciato anni prima e che ha mostrato il suo volto intollerante e violento. Prima dell'assassinio di Giacomo Matteotti sono caduti sotto i colpi dei fascisti Giuseppe Di Vanni, deputato socialista, ucciso a Mora di Bari il 25 settembre del 2021, alla fine di un comizio, al termine di un comizio, semplicemente perché era il difensore dei traccianti e cercava di organizzare le masse contadine. Qualche mese prima di lui, Spartaco Lavagnini, dirigente del sindacato dei ferrovieri italiani, segretario della Federazione Fiorentina del Partito Comunista d'Italia, aveva subito la stessa sorte e nel 1923 toccò anche a Don Giovanni Rizzuti. Come ogni regime autoritario, il fascismo avvia un processo di cancellazione delle prerogative democratiche con le leggi emanate fra il 1925 e il 1926, tristemente famose come le leggi fascistissime. Le leggi fascistissime riguardano anche la stampa. Le testate giornalistiche da quel momento furono sottoposte al controllo. Qualora al loro interno si ravvisassero elementi di critica al governo, scattava la censura. L'albo dei giornalisti era gestito dal sindacato fascista dei giornalisti. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che è il sindacato dei giornalisti italiani, che era nata nel 1908, venne sciolta nel 1925. Tuttavia, durante il ventennio, la stampa italiana continuò a coltivare e ad alimentare sentimenti antifascisti e lo dimostra il fatto che la Federazione Nazionale della Stampa Italiana fu ricostruita all'indomani della caduta di Mussolini. Il 26 luglio 1943 a Palazzo Marignoni a Roma si tenne l'assemblea di ricostituzione del sindacato dei giornalisti italiani. L'articolo 21 della Costituzione repubblicana, qualche anno dopo, ha poi sancito il valore della stampa, mettendo al bando qualsiasi forma di autorizzazione e censura che avevano invece caratterizzato il ventennio. Qual è oggi la situazione? Oggi in Italia la stampa è sicuramente sotto attacco, ma non è la sua essere. La solidità delle istituzioni democratiche
nazionali ed europee, non può far passare in secondo piano una serie di azioni che sono il sintomo, se non di una svolta autoritaria, quantomeno di un tentativo di togliere forza e autorevolezza ai principali contrappesi della democrazia. Dovrebbero allarmare i tentativi di mettere in mano la stampa, per esempio vietando, limitando la possibilità di pubblicare notizie di rilevanza pubblica contenuta negli atti giudiziari, o anche di intimidire i giornalisti o i singoli giornali con querele e azioni di risarcimento danni completamente infondate. Altrettanto allarmanti sono i tentativi di delegittimazione degli organi di controllo, gli attacchi diretti e personali agli avversari politici, la voglia di monopolizzare l'informazione del servizio pubblico radiotelevisivo. Per non parlare poi di progetti di riforma volti a stravolgere l'equilibrio dei poteri, potenziando il potere esecutivo e indebolendo il potere legislativo e il potere giudiziario. Non sarebbe corretto affermare che tutto ciò è cominciato con il governo in carica. Gli attacchi alla stampa c'erano anche in passato. I governi occupavano la RAI anche in passato. Adesso però tutto avviene in un clima diverso, di forte contrapposizione, come se si volessero continuamente intimidire le voci dissonanti o impedire qualsiasi forma di dissenso. Non possono non preoccupare le cariche della polizia agli studenti, maggiorenni o minorenni che siano. La frequenza con cui i giornalisti che seguono manifestazioni di protesta vengono identificati dalle forze dell'ordine, addirittura fermati e portati in questura come se stessero commettendo dei reati, non può non far pensare ad una dose strisciante di autoritarismo. Niente di nuovo, per carità, senza andare troppo indietro nel tempo, basta guardare alla storia recente e anche attuale, europea e anche americana. Nell'Unione Europea tutte le strade portano a Budapest, all'Ungheria di Orban, il quale rivendica con orgoglio la deriva illiberale della democrazia del suo paese, dove la stampa ha subito una stretta molto pericolosa. Oltreoceano invece è ancora viva l'eco del quadriennio di Donald Trump alla Casa Bianca. Durante la presidenza Trump abbiamo assistito alla demonizzazione e alla messa al bando di qualsiasi forma di critica o di dissenso. La stampa è stata percepita come il principale nemico della narrazione del presidente e come tale andava abbattuta. Negli Stati Uniti, colpire la stampa, per esempio per via legislativa, è decisamente più difficile. Perché? Perché il primo emendamento della Costituzione americana vieta l'approvazione di leggi che limitino le libertà fondamentali, ossia libertà di pensiero, libertà di religione, la libertà di Stato. Gli attacchi di Donald Trump avvenivano sotto forma di insulti e inviti a boicottare i mezzi di informazione tradizionale. Questo però provocò la reazione della stampa americana. In una giornata di agosto del 2019 più di 300 giornali americani reagirono tutti insieme, pubblicando ciascuno un articolo di fondo col quale si segnalava al lettore i rischi connessi all'azione di continua delegittimazione della stampa, il cui indebolimento avrebbe nuociuto alla democrazia americana. Durante il Super Bowl, che negli Stati Uniti è l'evento televisivo per eccellenza, il Washington Post arrivò ad acquistare per $2 milioni uno spazio pubblicitario per mandare in onda uno spot di 30 secondi in cui si sottolineava l'importanza della libera stampa per garantire la tenuta delle istituzioni democratiche. Lo stesso giornale del resto aveva coniato uno slogan che campeggiava sotto la testata: Democracy dies in the darkness. La democrazia muore nell'oscurità. L'essenza del problema è proprio questo. Non può esistere una democrazia senza informazione. Democrazia è il potere del popolo informato, diceva già nell'Ottocento Alexis de Tocqueville. Toccasse a me decidere se dovessimo avere un governo senza
mai senza il governo, non esiterei un attimo a preferire la seconda. La frase è di Thomas Jefferson, principale autore della Dichiarazione di Indipendenza e Presidente degli Stati Uniti. Questo per sottolineare l'importanza dei giornali dell'informazione nella formazione di un'opinione pubblica e di un pensiero politico, che poi è la cosa che i governi temono di più. E la ragione è poi questa, per la quale l'informazione va difesa, soprattutto in una fase storica in cui in tutto il mondo, sia pure con sfumature diverse, l'informazione rischia di pesare in ridimensionamento. Il recente rapporto Press Freedom in Europe, realizzato dalle organizzazioni professionali che aderiscono alla piattaforma del Consiglio d'Europa per la sicurezza dei giornalisti, evidenzia i rischi più gravi per la libertà di stampa: minacce, intimidazioni, incarcerazioni, leggi restrittive, lavoro precario, azioni giudiziarie generali, concentrazioni proprietarie e controlli asfissianti da parte del governo sui media del servizio pubblico sono fenomeni riscontrabili in più paesi del vecchio continente. Se poi si considera la crisi dei media tradizionali, l'avanzare dell'intelligenza artificiale, l'incapacità dei governi di arginare lo strapotere dei giganti della rete e di tutelare il diritto d'autore, si comprende quanto la sopravvivenza di un settore vitale per la democrazia sia messa a dura prova. Ecco, nelle classifiche internazionali sulla libertà di stampa, alle quali però naturalmente non va attribuito un valore scientifico, ne vanno considerate come una sorta di Bibbia, servono soltanto e comunque a segnalare un clima che c'è in un determinato paese. Ecco, in queste classifiche l'Italia non ha mai occupato posizioni di prestigio. È una tendenza che si è consolidata negli anni e che si sta ulteriormente aggravando negli ultimi mesi. Nel nostro paese è in atto una gara a livello politico-parlamentare per inventarsi proposte di legge di chiara impronta liberticida. L'obiettivo è impedire la pubblicazione di notizie e la circolazione di opinioni considerate scomode, sconvenienti o peggio ancora in linea con la narrazione che si pretende dominante. Nella passata legislatura il recepimento di una direttiva europea sulla presunzione di innocenza è diventato il pretesto per introdurre in Italia una stretta sul diritto dei giornalisti di accedere a numerose notizie di cronaca giudiziaria pur aventi una rilevanza pubblica. Ad essere danneggiati non sono stati qui soltanto i giornalisti, e ad essere danneggiati sono stati soprattutto i cittadini, e sono ancora oggi i cittadini, ai quali viene impedito in molti casi di conoscere fatti rilevanti che per esempio riguardano il loro territorio. Adesso si sta cercando di reintrodurre il divieto, nel 2017, di pubblicare integralmente le ordinanze di custodia cautelare, senza contare poi il tentativo di colpire con il carcere il giornalismo d'inchiesta. Stando ad alcuni emendamenti al disegno di legge sulla cybersicurezza, dovrebbero essere condannati a pene detentive che variano dai 3 agli 8 anni i giornalisti che dovessero pubblicare notizie vere di cui conoscono la provenienza illecita. In casi come questi è difficile stabilire però il confine tra la malafede e l'ignoranza. Il solo immaginare pene carcerarie, infatti, significa fare carta straccia di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo e da ultimo dal Media Freedom Act, il regolamento europeo sulla libertà dei media approvato dal Parlamento europeo a marzo scorso. Oltre che una sorta di avvertimento ai giornalisti, è possibile che questi progetti di legge servano a distogliere l'attenzione dai problemi strutturali dell'informazione che invece non vengono affrontati. L'elenco è lungo. In Italia manca una legge sui conflitti di interesse. La legge sull'editoria, settore in vigore, è del 1981 e contiene norme superate dalla
naturale evoluzione della storia. Per questa ragione l'eventuale acquisizione dell'AGI, della seconda agenzia di Stato italiana, da parte del gruppo editoriale che fa capo di un parlamentare, della maggioranza parlamentare, sarebbe perfettamente compatibile con il quadro normativo del nostro Paese, ma lascerebbe intatti i problemi di opportunità e di legittimità che non a caso hanno fatto scattare più di un allarme in sede europea. Nel nostro Paese si parla da decenni di progetti di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo. La realtà è che grazie ad una norma approvata nel 2015, la governance della RAI è diretta espressione dell'organizzato. Adesso però il regolamento del media, di cui accennavo prima, cioè il media fino verde, obbligherà il nostro Paese a introdurre meccanismi di nomina che assicurino l'indipendenza del servizio pubblico pena l'apertura di procedimenti di infrazione. Poi c'è un altro problema, quello delle cosiddette querele bavaglio e delle azioni di risarcimento promosse contro i giornalisti ed editori al solo scopo di fare il tacere, che sono questi strumenti, cioè querele bavaglio e azioni di risarcimento, sono diventati il mezzo di intimidazione più utilizzato, e su questo ancora non si intravedono elementi normativi o progetti di legge per scoraggiare il fenomeno. La legge sull'editoria di cui parlavo prima è inadeguata ad affrontare le sfide, per esempio, della trasformazione digitale dell'intelligenza artificiale, a sostenere il lavoro dei giornalisti e gli sforzi di chi vuole ancora investire nell'informazione. Stando all'ultimo rapporto che si chiama Media Pluralism Monitor, redatto dall'Istituto Universitario Europeo, in Europa soltanto 4 paesi offrono buone condizioni di lavoro per i giornalisti. Questi 4 paesi sono la Danimarca, la Germania, l'Olanda e la Svezia. In Italia il fenomeno del lavoro povero riguarda anche i giornalisti. Il periodo del lavoro regolare si riduce sempre di più mentre aumenta la precarietà e si riducono le retribuzioni. Va invertito invece il processo di demolizione dei diritti dei lavoratori, cominciato sul finire degli anni 90 fino ad arrivare nel 2014 al cosiddetto Jobs Act, con cui nel nostro ordinamento è stata cristallizzata la precarietà, che è ormai diventato un tratto distintivo anche nel mondo dell'informazione. Questo ovviamente non significa che i giornalisti abbiano sempre ragione, che siano sempre da porre e che non sbaglino mai. Un conto però è correggere e anche sanzionare nei casi più gravi gli errori e gli eccessi. Un altro è, come purtroppo si sta facendo, demonizzare un'intera categoria arringando quotidianamente l'opinione pubblica attraverso le piattaforme social. Oggi il balcone, no, è diventato telematico. Sono i profili social dai quali i capi emettono sentenze inappellabili, eliminando qualsiasi forma di confronto, di filtro e di mediazione. È il fenomeno della disintermediazione, in atto da più di un decennio, non soltanto in Italia, che ha portato all'indebolimento sempre più evidente dei partiti, dei sindacati e della stessa informazione. Le nuove tecnologie influenzano sempre più gli individui e le loro reciproche interazioni. Le occasioni di confronto, di dialogo, di discussione, un tempo garantite dai partiti, dai sindacati e da altre forme di associazionismo e alimentate dai mezzi di informazione, adesso si sono sempre più rarefatti. I social, i cosiddetti social, tendono a creare forme di interazione tra simili, cioè tra gente che la pensa allo stesso modo, e questo crea polarizzazione, che è un fenomeno pericolosissimo per la società. A complicare la situazione poi è il clima che si è creato nei confronti dei giornalisti e dei giornali che fanno inchieste o fanno domande scomode e di quelli intellettuali che sono considerati non allineati ad un presunto pensiero dominante, che vengono addirittura additati come nemici. In democrazia non possono esistere nemici, ma la contrapposizione, anche la più aspra,
deve avere tra avversari in un clima di legittimazione. La libera circolazione delle idee e la pubblicazione delle notizie, anche le più sgradite a chi governa, sono i pilastri della democrazia liberale. Bisogna farsene una ragione. E su questi pilastri poggia anche la Costituzione italiana, Costituzione democratica e antifascista. Io credo che è sui valori di questa Carta, della nostra Carta Costituzionale, che vada costruita la resistenza contro qualsiasi deriva, autoritaria o illiberale che sia. E vi ringrazio tutti ancora. Grazie Raffaele, grazie davvero. Speriamo che sia un'altra occasione nella quale ci possiamo incontrare. Tanti auguri diciamo, per le cose che siamo detti e a presto. Grazie. Grazie, buona giornata e buon proseguimento, buon lavoro. Bene. Massimo Dicemo è avvocato della CGIL nazionale, lui lo dirà adesso, però tra le tante cose che fa Massimo, lui ha lavorato molto in prima persona per consentire quella cosa straordinaria dal punto di vista democratico, e cioè che il sindacato, i sindacati possano costituirsi parte civile nei processi contro la criminalità organizzata. Vogliamo sentire oggi, insomma, anche dal suo punto di vista, cioè dal punto di vista dell'avvocato che frequenta i tribunali, quindi ha un rapporto con quel mondo, anche da lui cosa succede. Qualcosa abbiamo sentito adesso da Russo. Confesso, magari parlo solamente per me, sono un po' disorientato rispetto a questi temi della giustizia, no? Perché siamo, o almeno sono un po' ignoranti da questo aspetto, no? La separazione delle carriere, che significa esattamente, cioè quali sono le questioni che riguardano la giustizia, ma sappiamo che il tema della giustizia, e non a caso la collochiamo nella nostra discussione su Giacomo Matteotti, è questione cardine della nostra democrazia. Massimo. Allora, intanto grazie per avermi invitato qui, vi dico con una esperienza personale, vi confesso, io di Giacomo Matteotti si è parlato la prima volta che avevo 10-11 anni, perché mio padre e mio nonno è uno di quelli che nel 24-25 che non prese la testa fascista, venne licenziato, mi portarono a Roma per una manifestazione su Matteotti, ne ho un ricordo un po' vago così, e oggi mi parlo qui nella casa di Matteotti a parlare e salutare le sue cose. Rispetto ai temi il nostro impegno di oggi, quello che voglio sottolineare prima di tutto è che rispetto alla libertà di stampa, alla manifestazione del pensiero e quant'altro, non c'è, per la verità, mi ha anticipato Russo, bisogna considerare che c'è un aspetto passivo rispetto alla manifestazione della libertà di stampa. Cioè io che sono un cittadino, un possibile, ho il diritto di sapere, di essere informato, e tutto quello che in qualche maniera limita questo pregiudica anche la mia figura, il mio status di cittadino, consapevole, quello che va a votare con consapevolezza, che conosce, sa le magagne, e credo che oggi si possa tenere un filo conduttore rispetto a quella che è la legalità, la trasparenza, la precarietà, e poi potrei parlare anche un po' dei referendum infine della CGIL, perché sono molto secondo me importanti rispetto alle cose che vi dirò. Intanto il fatto che non si possono pubblicare le ordinanze se non nel riassunto che fa il capo della procura eccetera, questo comporta c'è un aspetto che sfugge a molti. L'articolo 101 della Costituzione dice che la magistratura esercita quel potere nell'interesse del popolo italiano.
Quindi se lo fa nel mio interesse, perché io faccio parte del popolo italiano, io voglio sapere quello quando emetto un'ordinanza, su quale base la emette, quali sono i presupposti sulla quale la fonda, non solo se sono un imputato, perché è un diritto inalienabile, ma io che sono un cittadino e che vuole essere ricordata, voglio sapere anche quello in nome del popolo italiano come amministra la giustizia, quindi come in qualche maniera dispone dell'arresto di misure cautelari e quant'altro nei confronti di un cittadino qualsiasi. Poi faccio un esempio rispetto al precariato della sanità. Poi non faccio nomi, perché se faccio perché è un querele a tutto spiano. È vero che gli avvocati non ne parlo, però poi è meglio evitare. La vicenda in cui questa politica o politico, diciamo, siamo in termini vario, arriva a dire: ma io i giornalisti posso avere quando ne voglio gratis, o voi accettate di lavorare anziché accetto a 50, se no io c'ho la coda. Anche il direttore del giornale posso avere gratis, ma qual è il problema? O accettate o meno, e altrimenti io posso andare avanti lo stesso, posso fare l'editore, posso pubblicare, fondare altri giornali, non ho bisogno dei giornalisti professionisti che devo pagare. Questo punto va a braccetto con tutto il precariato che è stato introdotto negli ultimi decenni dalle varie maggioranze politiche più o meno variegate, voglio dire. Insomma, ci stanno un po' tutti dentro quello che poi è tenuto come precariato in termini generali. Allora, se oggi andiamo a vedere la causalità del contratto di lavoro a tempo determinato, che è inesistente, perché ti posso quasi fino a 3 anni, non so per essere entrare nei tecnicismi, perché se non cambio le regole, posso fino a 3 anni di mettere una alle mie dipendenze senza neanche spiegare il perché, per come e come sta. Recentemente faccio questo, che è importante dare anche qualche appiglio, c'è stata una sentenza di un tribunale, di un tribunale che è il tribunale di Napoli, un collega mio ieri vicino mi dice: guarda, sapendo un po' della mia appartenenza, guarda questa sentenza che ho avuto in tema di contratto a tempo determinato. Era una sentenza che riguardava un lavoratore che aveva avuto in un anno ben 36 contratti a tempo determinato, 36, tutti di una settimana per ciascuno, che è la sostituzione di malattia di altri di presunti lavoratori. Lui mi diceva: molti di questi erano restino morti, perché questa è una grande azienda, l'azienda, la SIAS, l'azienda della Tetsurbana di Napoli, dei servizi eccetera, per cui fra 3.000-4.000 dipendenti, fra pensionamenti, decessi e quant'altro, il controllo materiale poi era piuttosto complicato, e quindi il giudice, che non ha potuto approfondire perché si è dovuto attenere al dato formale, c'è la lettera di assunzione, c'è la dichiarazione che sostituiscono al Massimo Dicesimo, poi come faccio a sapere se il Massimo Dicesimo è vivo o è morto? Per me che sono il lavoratore che sta lì è praticamente impossibile, per il criterio della cosa vicinanza alla prova. Io che sono un esterno, che vengo lì attraverso una società di somministrazione, ma che ne posso mai sapere, e avere il giudice ha rigettato la domanda. Allora mi chiedo, ma un giovane così, ma quando mai potrà affermare la propria esistenza in termini proprio di esistenza quotidiana, cioè di avere una famiglia, di avere, di comprare, non di affittare una casa, se non comprarla, con questo sistema che c'è oggi di precarietà così diffuso. Il discorso poi che c'è a monte da fare è proprio rispetto alla questione che concerne l'affermazione della dignità del lavoratore, della persona, che è un sistema così concepito è veramente molto ora. Che cosa fa la CGIL presso la mia persona, quello che mi occupo, nei processi di mafia, drangheta, camorra e chi più ha più ne metta, oltre che quelli poi che viene nel core business, chiamiamoci, lasciando passare questo termine che forse un po' improprio per un sindacato, però per capire il concetto, che sono le trasmesse al lavoro, della dignità dei lavoratori, della lavoro contrattuale, eccetera. Lo statuto della CGIL prevede all'articolo 1
Vedete, uno ha proprio la possibilità, e l'ha introdotto appositamente, la verità anche già prima di questa introduzione di questa norma statutaria era possibile e veniva accettata la nostra possibilità di partecipare nei processi, però questo è servito a rafforzarla. E il ruolo che abbiamo lì è un ruolo molto attivo. Pensate che quando mi costruisco nei questi processi abbiamo 300-400 imputati, serve anche a 500 in queste megale, chiamiamolo così, spesso nelle carceri perché sono per ragioni di sicurezza eccetera. Noi trovi in questi 300-400 imputati, vi assicuro, persone molto inquietanti, e non solo perché stanno dentro le gambe, basta guardare un po', lo assicuro, li senti proprio fisicamente addosso. Ma non sono loro quelli che poi in fondo si ribellano maggiormente. Quando io mi alzo e dico sono qua per costruirmi per la CGIL nazionale, insieme ai colleghi magari della CGIL regionale, della Camera del Lavoro, vi assicuro che si alza un'oma, ma non è di quella che vediamo allo stadio positive, che sono i miei colleghi, gli avvocati, che per il fatto che io arrivo lì si alzano tutti a no, e che fai qui? E comincio sempre le solite eccezioni, vi dico ripetitive, che ormai io ho messo un disco e già so quello che dico, allora dico sentiamo il disco così perdiamo meno tempo eccetera. Proprio per farvi capire come l'intimidazione già comincia da questo. C'è l'avvocato che mi viene vicino e mi dice ma tu non hai paura di metterti con il mio credito, un pluriergastolato dietro ai 4 ergastoli? Allora io gli dico ma mi stai minacciando? Oh, ma con te non si può scherzare. Per farvi capire il clima nel quale ci troviamo. Oggi tutto questo però, vedete, anche con le riforme che ci sono state dalla cosa Cartabia, in qualche maniera abbiamo più difficoltà, proprio dal punto di vista tecnico. Prima al discorso, come dire, si stanno sempre restringendo di più le possibilità e i margini di poter far valere al cittadino, perché poi in fondo la CGIL rappresenta non solo il mondo del lavoro, ma la società civile. Anzi, forse sempre quasi tutti vengono rappresentati spesso in certi contesti, in certi luoghi, quando vedo davanti alla magistratura, non trovo mai, al di là di qualche associazione ovviamente di cui bisogna dare atto, hanno fatto tanto questa tipo libera o quant'altro. Allora, oggi, quando mi costruire parte civile, devo fare una costruzione così dettagliata che spesso è complicato, ma come no? Perché non lo so fare io o un altro collega, perché come è stata proprio concepita oggi, io devo fare praticamente una citazione vera e propria, cosa che non è chiesta neanche nel processo civile con quelle caratteristiche così precise, così puntuali, e che quando io mi costituisco parte civile per la CGIL, quello che vado a sollevare è soprattutto il problema che la CGIL dal sistema mafioso ha un danno indiretto rispetto alla sua agibilità sul territorio, con la fabbrica o con lo stabilimento, di poter esercitare le proprie prerogative contrattuali, rappresentanza e quant'altro. Questo io come posso quantificarlo in termini per dire 2 più 1 per 3 più 1, questo avrei avuto 20 iscritti, 30 se ci stavo lì io, eccetera eccetera. Per la verità c'è stato anche uno studio fatto dall'Università di Bologna in cui, l'Università di Milano, chiedo scusa, della Bocconi, che ha in qualche maniera per cercare di stabilire questo rapporto economico tra la presenza o meno in un determinato contesto territoriale sindacale rispetto ai limiti di portare l'attività mafiosa, e ha fatto questo studio in cui ha rapportato la regione Emilia-Romagna con la Toscana per vedere, siccome nella regione Emilia-Romagna purtroppo c'è stata una grossa infiltrazione di draghettisti eccetera, e la Toscana era una regione similare per tipologia sia politica sia
territoriale sia dell'organizzazione complessiva. E in qualche maniera vediamo un po' in Toscana che è successo nello stesso periodo, quanti erano gli iscritti, non so, tra gli edili della provincia di Pistoia e quanti erano quelli di Reggio Emilia nello stesso periodo, e si è visto che sicuramente a Reggio Emilia erano diminuiti rispetto a quelli di Pistoia, pur essendo diciamo comparabili dal punto di vista dello studio accademico, perché si è sempre comunque in base all'ipotesi. Allora in questo caso si è potuto raggiungere un'ipotesi di quantificazione del danno, per cui sembra il processo di via sono stati liquidati 500.000 euro di risarcimento danni. Quando vado in Calabria, cosa mi succede? Ma come faccio a dimostrare che in Calabria la presenza del sindacato, comparando con un'altra regione, può aver comportato una diminuzione o un aumento l'unico modo di lo risolvere, guardate, siccome qui è endemica la presenza della mafia in Calabria, se è endemica, io non posso che avere come riferimento che il danno ci sta sicuramente, non posso dimostrarlo però in termini quantitativi, perché non la possiamo paragonarlo a nessun'altra realtà, e quindi rispetto a questo che è stato riconosciuto, tant'è che è sempre il processo Gotha Reggio Calabria, cioè i colletti bianchi, abbiamo avuto una liquidazione di 100.000 euro di danno, proprio su questo ragionamento, per dire io il danno l'ho dimostrato, e l'ho dimostrato anche per il fatto di questo studio, diciamo, bocconiano, che però non posso materialmente riportare in questo processo, però tenete presente che è stato studiato ed è assodato che dove c'è l'andrangheta, la mafia, il sindacato ne ha un danno rilevante rispetto alla possibilità di avere fare il proselitismo e quant'altro. E questo quindi è quello che oggi questo forse non lo posso fare più. Con la nuova disciplina sulla costruzione di parte civile io devo dimostrare in maniera molto più minuziosa dov'è il danno effettivo, devo calcolarlo, e in realtà come questo, tenendo presente questi presupposti, vi faccio capire che diventerà una cosa un po' complicata. L'ultima cosa da dire, ma sempre per fare un trade union con il precariato, rispetto alla riforma del premierato. Allora c'è una cosa che sfugge a molti, che non avete quasi mai sui giornali. Il fatto che hanno costituzionalizzato la legge elettorale che deve garantire un premio di maggioranza è un fatto veramente di una gravità assoluta, perché in effetti poi con legge ordinaria si andrà a stabilire qual è il limite di percentuale per il quale spetti il premio di maggioranza. Per dirvi in breve, la legge Acerbi, visto che parliamo di maggioranza, può essere anticostituzionale secondo il programma, ed è quando dire quella prevedeva più di 25%, siccome la nostra norma, che spero che non verrà mai, si deve essere applicata, se dovesse stabilire un criterio qualsiasi per dare il premio di maggioranza, sarebbe anticostituzionale per se non legge Acerbi. E quindi alla fine, se questo comporterà che una minoranza, perché una minoranza, poi ricordo il vecchio progetto latino, ubi maior minor cessat, per esempio ubi minor maior cessat, c'è una minoranza che impone al resto del paese, che sono una minoranza, ed è dimostrato proprio nei numeri, quelli che sono oggi a Paese, sono una minoranza del paese, possono arrivare addirittura a stravolgere la Costituzione, per cui il passo successivo poi sarà quello dell'elezione del Presidente della Repubblica, perché è stato presentato un emendamento che prevede che alla sesta votazione si vota con voto a maggioranza semplice. E quali sono presi il premio? Il Presidente della Repubblica si prende anche la Corte Costituzionale. Voi vi rendete conto dove ci stanno portando e su quale deriva autoritaria possiamo andare a finire senza neanche accorgerci? Ecco perché è importantissimo, credo, tenere bene gli occhi aperti e battagliare, come stiamo facendo un po' tutti, su questi ipotesi incredibili. L'ultima cosa vorrei fare un po' dei referendum, perché se lo dovete consentire, del precariato che ho già fatto un accenno, ma c'è una norma che secondo me è importante che venga in qualche maniera
ricondotta a quello che doveva essere, almeno nella prima versione, è quello dell'articolo 26 del decreto 81. Adesso non voglio darvi questi numeri, però è quella norma che prevede che il datore, il committente e l'appaltante non siano solidalmente responsabili nel momento in cui avviene un incidente sul lavoro, laddove sia collegato alla specificità della lavorazione dell'uno o dell'altro. Questo tra l'altro io non sempre definito uno simbolo giuridico, perché se voi vedete questa norma, la parte diciamo iniziale è tutta sulla solidarietà passiva dei due soggetti. Alla fine il veleno viene sempre in coda, ci dicono queste due righe in cui dicono che questa solidarietà non vale laddove sia legata al rischio specifico. Questo comporta che cosa? Al di là del fatto che deresponsabilizza il committente, per cui certamente c'è una sentenza bellissima, che è bellissima, come dire, che in qualche maniera mette un po' i puntini sull'I interpretate in questo senso, che dice che in fondo se io ho tirato un muro, questo è un impreso stabilimento metalmeccanico molto importante, non faccio nome per non avere querela, però è una sentenza delle sezioni unite, in cui dico che noi abbiamo tirato un muro, al di là del piccolo muro, se questo è stato travolto da un muletto, perché ma noi che siamo da quest'altra parte, noi abbiamo affidato il lavoro, ma noi che ce ne vediamo oppure il caso di quel lavoratore che era salito per pulire la canna fumaria dello stabilimento senza una conferenza, quindi così precipitata attentamente. Anche in questo caso non aveva ritenuto che non ci fosse questa responsabilità solidaria, perché in fondo quello stava lavorando a fare il lavoro per cui era stato dato l'appalto, che la sicurezza doveva garantirla, al di là di quelle 4 carte che si scrivono sulle interferenze delle lavorazioni. Noi stiamo alle carte, perché noi che facciamo gli avvocati e conosciamo bene quali sono i meccanismi, vi assicuro che sono carte che vengono messe a posto, ma sulla che la sicurezza del lavoro possa dipendere poi in maniera concreta e fondamentale del lavoro tutela effettiva ne corre molto. Cioè, vanno fatte perché serve in qualche maniera a giustificare e a rendere fruibile per chi lo vuol sapere, per chi lo deve conoscere, quali sono i motivi, quali sono i luoghi di sicurezza o meno di quello stabilimento, di quella lavorazione, eccetera, eccetera. E quindi credo che questo sia uno degli aspetti. Per quanto riguarda la precarietà, vi dico l'ultima cosa, perché forse sto rubando troppo tempo, voglio parlare un po' del fatto dei licenziamenti così come sono stati previsti dalla legge Fornero e dal Jobs Act. Allora ti danno la colpa al Jobs Act, eccetera, però una recente sentenza della Cassazione di settembre del 2023, del 2022, si accorgono per la prima volta di quello che hanno ritenuto per oltre 50 anni, la metà dei due lavoratori, cioè che la prescrizione operava nel corso del rapporto di lavoro se l'azienda avesse più di 15 dipendenti. Si sono accorti che questa legge, ormai questa interpretazione giurisprudenziale, non reggeva più, perché il famoso metodo, la paura del lavoratore di far valere i propri diritti, non può essere, gli impedisce oggi con l'età di due della legge Fornero, perché è stata quella la legge che ha in qualche maniera stabilito che il licenziamento non prevede sempre la reintegrazione del posto di lavoro, perché mancando la reintegrazione del posto di lavoro il lavoratore assume il timore di poter far valere i propri diritti durante il corso del rapporto di lavoro, e quindi si è accorta persino la prestazione della precarietà oggi è tale che rivede qualche disorientamento sul tema. Anche se devo dire questo, immaginate un lavoro che per 20 anni non fa la propria rivendicazione, dopo 20 anni testimoni dove voleva prendere. Questo dico come avvocato perché voglio essere proprio, dopo 20 anni magari sono stati in pensione per pensionisti, se non sono morti, eccetera. Quindi c'è tutto un sistema legato alla precarietà del mondo del lavoro, alla
sia dei lavoratori di far valere i loro diritti in maniera piena, che veramente negli ultimi anni è stata messa sotto i piedi. Per noi avvocati che difendiamo i lavoratori è sempre più complicato, sempre più, come dire, dobbiamo inventarci le cose più incredibili per tenere testa, come dire, a questo colubio di legislazione tutta contro i lavoratori e poi anche della giurisprudenza che oggi comincia a essere molto discutibile, perché i giudici sono umili, se non hai che tira, cioè vuol dire, se delle decisioni sono sul limite per dare torto o ragione al lavoratore, se sono in clima degli anni 70-80, non ho proprio dubbi, dal 90 in poi, e adesso poi non ne parliamo proprio più, ma forse mi sto annoiando, di perdere qui, grazie del... Vi assicuro che si è contenuto, nel senso che la sua esperienza è tale per cui potrebbe intrattenersi qua per ore. Silvana, niente, adesso volevo capire un po', diciamo, come si declinano le questioni che riguardano la legalità nel nostro territorio, perché, lo ripeto, la nostra idea è sempre, diciamo, di costruire questa iniziativa ovviamente attorno alla figura di Giacomo Matteotti, ma partendo anche dalle azioni che noi facciamo come sindacato, in particolar modo come sindacato dei pensionati, con i campi della legalità, che sono per noi punti importanti nei quali gli anziani si interfacciano con i giovani, no? Dove parliamo di legalità. Lo diciamo anche facendo le partaciuche, sono mediche, però naturalmente Silvana c'è anche il suo punto di vista, diciamo così, un po' più largo, che riguarda la condizione anche di processi importanti che sono nel nostro territorio e che tendono a sfaldare l'idea che la criminalità organizzata sia, diciamo, bloccata da Roma in giù, insomma, che da Roma in su non succeda niente. In realtà uno dei processi più importanti per mafia è quello a Reggio. Quindi insomma, diciamo, chiediamo a Silvana se ci fa un quadro della situazione nel Veneto. Allora, intanto io ringrazio la Nicoletta, Massimo, insomma, per aver voluto coinvolgerci e lavorare insieme in questa importante iniziativa. Ringrazio tutte e tutti voi per la presenza e penso che questa iniziativa sia stata per noi, forse veniva richiamata quasi un dovere civile farla per ricordare, insomma, una figura come Matteotti, per ricordare che quanto accaduto a Matteotti, in primis a noi, dobbiamo ricordarlo noi, trasmetterlo alle giovani generazioni, devo trovare il posto giusto dal microfono, trasmetterlo alle giovani generazioni, non dimenticando però che forse tutte le generazioni trasversalmente hanno bisogno di un ricordo costante di quello che oggi abbiamo sentito raccontare, del valore della vita di Matteotti, della sua esperienza, della sua attività che conosciamo forse non così approfonditamente. E io penso che uno dei primi insegnamenti, insomma una cosa che mi ha fortemente impressionato e dal quale dobbiamo cogliere una lezione da ciò che è successo a Matteotti, è quello di essere capaci di individuare e di segnalare fin dai primi
dai primi segnali, scusate il bisticcio di parole, i metodi di aggressività morale e fisica, di censura e di controllo, di cui abbiamo sentito parlare oggi, che i regimi autocratici e liberticidi mettono in atto. Io credo che questo insegnamento di non tacere, di non fare spallucce, di non dire va bene ma non riguarda me, sia davvero un insegnamento che noi dobbiamo portare nella nostra organizzazione, fuori di noi in tutte le occasioni, e certamente i campi della legalità sono una occasione preziosa per questo scambio di esperienze, per far crescere una coscienza civile, un senso critico anche nelle giovani generazioni. Soprattutto in un momento come questo, insomma, ne abbiamo sentite tante, a Fontagna ci dicevamo, mi viene un po' la depressione, in un momento come questo della vita del nostro paese, in cui c'è un governo veramente di destra che porta attacchi alla Costituzione attraverso le riforme che si diceva, il premierato, l'autonomia differenziata, che vanno a minare la nostra forma istituzionale democratica, ma anche attraverso le pesanti svolta securitaria che questo paese ha messo in atto, che questo governo, scusate, ha messo in atto, mette in atto con molti dei suoi atti legislativi verso i migranti. Subito dopo l'insediamento l'attacco, insomma, non solo il decreto Cutro, ma l'attacco all'ONG, l'accordo con la Libia, è tutta una visione di qualcuno che arriva da un altro paese in ottica solamente di sicurezza e di paura del diverso, ma anche i provvedimenti che dovrebbero affrontare il disagio giovanile, il disagio di chi non sta peggio di noi. Pensate al decreto Caivano, proprio ieri la Premier ci ha ricordato questo meraviglioso modello Caivano in cui imprigioniamo i genitori che non mandano a scuola i figli invece di affrontare il malessere che porta a questa situazione. O pensiamo alle proposte che ogni tanto ci tornano sulle classi differenziate o per i migranti o per chi ha una disabilità, insomma tutto un messaggio verso il rispetto solo di chi è, lo dico tra virgolette, normale, ma anche la demonizzazione dei giovani, dei rave party, l'intolleranza verso il dissenso degli studenti, che oggi come ieri essere contro una guerra, essere a favore della pace diventa un argomento sconveniente e quindi vanno tacitati coloro che affrontano questo argomento sconveniente, ma poi insomma anche l'atteggiamento, come veniva sicuramente meglio di me ricordato da Raffaele, dal presidente della FMSI, adesso non mi ricordo mai come si chiamano i ruoli, sulla libertà di stampa, gli attacchi ai giornalisti, le intimidazioni, oggi come ieri, e poi ciò che si cerca di mettere in campo con la proposta del decreto, l'ennesimo decreto sicurezza, che però questa volta è una sicurezza diversa, perché prima era il decreto sicurezza verso i migranti, adesso è il decreto sicurezza verso chi manifesta per opere pubbliche che non condivide. O le cose che ci diceva prima Massimo riguardo i processi e le riforme giudiziarie e la mancanza di rispetto di quei cittadini, di quel popolo, come lo chiamano loro, che diventa protagonista solo quando deve eleggere la Premier o il Premier. Invece in tutte le altre occasioni non deve poter esprimere la propria opinione, perché se non posso manifestare un'opera infrastrutturale, evidentemente la mia opinione non la posso esprimerla, non posso esprimerla contro la pace,
non posso venire a conoscenza di ciò che la magistratura fa e che influisce, come dire, sulla mia vita sul territorio. Quindi, come dire, una centralità del cittadino, del popolo, a seconda della convenienza politica di questo governo. Ma poi ci sono gli attacchi ai diritti civili e di cittadinanza. Faccio un esempio su tutti e penso all'attacco subdolo alla 194 e alle donne, all'indovinamento della 194, le difficoltà ancora dei migranti a diventare mai cittadini di questo paese, neanche quando nascono e studiano nel nostro paese. La precarietà e la svalorizzazione del lavoro che rende le persone non libere, insomma, chi mi ha preceduto l'ha detto molto bene. Credo che siano segnali preoccupanti che indicano, come dire, una strada pericolosa nella quale ci siamo incamminati, nei quali appunto noi dobbiamo cogliere i segnali e denunciarli in qualsiasi momento, perché i comportamenti a cui stiamo assistendo e gli atteggiamenti a cui stiamo assistendo, che naturalmente non porteranno a quelle manifestazioni, a quella avanzata del fascismo, così come è stato dal 24 in avanti, la marcia su Roma, ma comunque segnalano questo cambio, segnalano che ciò che aveva rilevato Matteotti, questi atteggiamenti di denuncia di una forza prevaricante, ci sono ancora oggi. E vi faccio un parallelo forse un po' forzato, però questi atteggiamenti del fascismo che erano stati denunciati da Matteotti, nel quale la libertà viene sopraffatta dall'imposizione, la fraternità, il rispetto dell'altro è sopraffatta dalla paura della diversità, e dove la democrazia viene sostituita dalla sopraffazione, sono anche le caratteristiche della criminalità organizzata. Ce l'ho anche spiegato bene Massimo, e quindi, come dire, contrastare la criminalità organizzata, lottare per la legalità, è una forma, come dire, anche di antifascismo, oltre che di giustizia sociale da far rispettare nel nostro paese. Ed è per questo che anche come CGIL del Veneto, insieme alle Camere del Lavoro, insieme alle categorie, insomma, in questi anni, proprio anche a partire dal cambio dell'articolo 1 dello statuto della CGIL, che se non ricordo male è proprio del 2019, del congresso del 2019, nel quale è stato inserito che la CGIL si costituisce parte civile nei processi, noi abbiamo intrapreso questa strada. Ahimè, abbiamo dovuto anche intraprenderla perché proprio a partire dal 2019 il Veneto è stato attraversato da indagini e la fine di percorsi giudiziari che hanno scoperchiato un sistema di radicamento della criminalità organizzata nel nostro territorio, che naturalmente ha richiesto anni, anche decenni di indagini, ma che sono venute alla luce, ahimè, in concomitanza proprio con il cambio del nostro statuto. E quindi politicamente la CGIL del Veneto ha ritenuto e ha valutato che non poteva non costituirsi in questi processi, da Eraclea di Venezia, Taurus, Esola Scarigera di Verona, il troncone camaleonte del processo Emilia che ha riguardato sia Padova che Venezia, e quindi come atto politico, ma come anche atto di un pezzo importante della società civile, per dire che la legalità è un fattore che non può essere, come dire, accettato. E come diceva Massimo, come ci siamo trovati di fronte, anche i nostri legali si sono trovati di fronte alla situazione che descriveva Massimo quando noi ci siamo costituiti, di un'alzata di scudi a partire dai legali dei difensori
su eccezioni di ogni tipo del perché noi non dovevamo essere messi come parte civile in questi processi. Ho qui davanti a me Ugo che nel suo ruolo di segretario generale della Camera del Lavoro di Venezia ha dovuto anche fare da testimone, insomma, non è il termine esatto perché noi non eravamo testimoni, ma insomma rilasciare una dichiarazione durante il processo di Eraclea e l'ho fatto altre volte, ma insomma colgo l'occasione per farle anche pubblicamente i complimenti di come ha affrontato quell'interrogatorio da parte dell'avvocato di Donadio, cioè di non si può dire perché anche qua rischio la querela perché poi non è stato riconosciuto il 416 bis ma solo come dire di stampo, sì, è stato riconosciuto solo, aiutami Ugo, il metodo, non l'associazione. Però insomma io mi ricordo non è stata una passeggiata a dover confutare la richiesta di questo avvocato che noi non avevamo nessun diritto di essere in quel processo e che in fin dei conti quasi il ruolo sociale che svolge il sindacato di tutela delle persone, delle controversie lo svolgevano loro, quindi noi perché dovevamo essere là. Questo è quello che ci veniva detto, così come è avvenuto insomma in altri processi. Il clima però a noi sta cambiando, come cambia sulle cose che dicevamo prima, come cambia nei giudici del lavoro. Noi siamo preoccupati perché sta cambiando anche in relazione all'atteggiamento verso questi processi. Sono segnali preoccupanti perché danno l'idea di una società che quasi forse è un concetto troppo forte, quasi stia perdendo gli anticorpi verso queste forme di sopraffazione. La società civile ha bisogno di una reazione più forte rispetto a ciò che abbiamo messo in campo fino ad oggi. Nella criminalità organizzata, come diceva Massimo, ci siamo sempre e solo noi come parte civile, le associazioni come Libera e siamo le uniche due presenti nei processi qua in Veneto. È un po' poco per far capire che c'è una maggioranza del paese che è diversa da quella che viene rappresentata da questo governo e che con questo parallelismo un po' forzato forse che ho fatto è anche il tipo di modalità di stare, di vivere il territorio che ha anche la criminalità organizzata. Per questo è importante per noi continuare ad esserci con le difficoltà che anche i nostri legali come Massimo ci rappresentano, perché è difficile accedere agli atti, è difficile capire se ci potremo costituire, è difficile avere le informazioni sul territorio per capire quando è il momento che un'organizzazione come la nostra si costituisca. Quindi c'è la necessità di contrastare a tutti i livelli questa svolta autoritaria, securitaria del nostro paese, in tutte le forme, anche nella nostra difesa della legalità. E le attività quindi che noi andiamo a mettere in campo, che voi come SPCGL mettete in campo, penso agli interventi nelle scuole, torno sui campi della legalità, sono degli elementi fondamentali per tutta l'organizzazione, per quella diffusione della cultura della democrazia, di quella cultura antifascista, di quella cultura della legalità, che è fondamentale perché cresca la coscienza civile e cresca nella società civile una sensibilità importante che proviamo come CGIL a mettere insieme attraverso la via maestra, attraverso i referendum, ma non entro perché insomma sicuramente Tania li affronterà in maniera più approfondita di me, ma questa attività che noi stiamo
stiamo continuando sul territorio e che mettiamo in campo anche nei processi che riguardano le morti e gli incidenti sul lavoro, ma che mettiamo anche perché noi ci costituiamo insieme alle categorie, o lo fanno le categorie, perché poi va valutato con attenzione chi deve costituirsi proprio per non vanificare la nostra presenza, perché dobbiamo essere legati al tipo di processo. Noi siamo presenti con le nostre categorie anche in molti casi di sfruttamento lavorativo, sia in ambito dell'agricoltura, ci sono processi a Verona nei quali siamo costituiti, il più famoso poi sullo sfruttamento lavorativo è sicuramente quello della Fincantieri, però è un'attività che mettiamo in campo trasversalmente e sulla quale ci deve essere l'attenzione di tutta l'organizzazione, perché è un'attività politica reale sul campo nella quale noi cerchiamo di trasmettere questa cultura, e qui chiudo e lo ripeto perché credo che sia importante, antifascismo di favore della legalità, di contrasto agli autoritarismi che oggi purtroppo stanno prendendo piede. Grazie. Grazie Silvana, e diciamo in termini di legalità approfitto per ringraziare Paolo Carlotto che è qua del SIP e per dire che l'altro giorno abbiamo fatto un incontro qui il consigliere regionale e il SIP perché rispetto all'area che tira forse anche noi, parlo noi come sindacato, abbiamo bisogno di capire meglio cosa succede all'interno delle forze dell'ordine e sentire di più l'opinione di quei lavoratori, perché a volte rischiamo di dare dei giudizi un po' affrettati e che non considerano esattamente la condizione di lavoro di quelle persone. Quindi ringrazio Paolo per la sua presenza e naturalmente dovremmo anche provare a immaginare qualche appuntamento successivo per fare il punto, insomma, diciamo, come stiamo anche su quel versante. Tania Scarpini. Allora, diciamo così, io ho cominciato a votare a metà degli anni 70. Gli operai, i lavoratori dipendenti, i giovani avrebbero probabilmente votato molto poco un miliardario. Sicuramente non avrebbero votato un partito che già nel simbolo la fiamma tricolore. Poi è successo che questo paese ha votato il miliardario e che larghe fasce, diciamo, di popolazione ha votato un partito con la fiamma tricolore. Diciamo, non è che ti stai chiedendo la ricetta per capire come uscire da questa situazione, ma diciamo almeno gli ingredienti che sarebbero utili per insomma sistemarli assieme e capire come usciamo da questa cosa, perché qua adesso insomma naturalmente non voglio fare lunga, ma noi abbiamo un paese impoverito dal punto di vista economico, dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista culturale. Abbiamo la guerra sotto casa e abbiamo il linguaggio della guerra, e abbiamo un governo che sta predisponendo una riforma costituzionale i cui contorni sono stati anche evidenziati. Cioè, diciamo così, noi facciamo fatica a avere la ricetta, ma questi la ricetta ce l'hanno. E quindi bisogna che mettiamo bene l'orecchio a terra per capire esattamente quello che sta succedendo. Ora,
il ruolo che abbiamo come sindacato naturalmente è un ruolo importante. È necessario che il sindacato come il nostro tenga forte un rapporto con le forze politiche progressiste, con le forze che stanno nella società. Questa scelta che abbiamo fatto della via maestra corrisponde esattamente a questo, e dobbiamo avere la capacità di mettere in campo un'azione politica generale, sapendo che dobbiamo partire però dalla condizione materiale della persona, perché come dico spesso io, noi non siamo un'associazione culturale, siamo un sindacato, e quindi il sindacato ha la sua radice nelle condizioni materiali delle persone. Abbiamo un compito qua arduo, ma d'altra parte Tania, se abbiamo le idee, come l'abbiamo fatto, sappiamo esattamente quello che facevamo. Ti do la parola dicendoti che siccome i nostri ospiti sono stati bravissimi dal punto di vista dei tempi, c'hai il tempo che vuoi, insomma. Tania, aspetta. Intanto buongiorno e insomma, un ringraziamento non formale a Nicoletta e alla CGIL del Veneto per aver organizzato questo momento che nel dibattito che abbiamo tutti potuto ascoltare, di cui abbiamo potuto beneficiare, insomma c'è anche bisogno di alzare ogni tanto le orecchie e la testa da quella materialità per recuperare un filo rosso, no, di interventi, di cultura, di approfondimento. Però insomma vi ringrazio perché noi siamo un paese che tende un po' alle celebrazioni retoriche, no? In un qualche modo, invece io condivido molto che fare memoria, soprattutto fare memoria di figure che non sono nemmeno così conosciute per il valore e l'importanza che hanno avuto nella storia del nostro paese, e per fare memoria legandola al ruolo che queste figure hanno avuto nel territorio. Credo che la parte di Matteotti, cittadino del Polesine ma anche politico, diciamo attivista nel Polesine, sia sconosciuta ai più, cioè si ricorda, quando si ricorda l'ultimo discorso di Matteotti, insomma questa fase della vita, significhi insomma provare a costruire una memoria che ci dà degli strumenti, no? Cioè, io ho sempre pensato che se non si sa da dove si viene è difficile anche capire dove si può andare, no? E questa credo che sia la più grande forza delle destre in questo momento, cioè la possibilità di fare revisionismo storico, di rileggere la storia, di reinterpretarla e di offrire una narrazione molto diversa da quello che è. E quindi naturalmente io non ho le risposte alle domande che faceva Massimo, però credo che farsi le domande giuste e porsele certe domande sia il primo strumento di quella attivazione sociale, di quel contrasto, di quella oggettiva necessità di recuperare prima di tutto culturalmente, prima ancora che fattivamente, la consapevolezza di dove siamo arrivati, del perché ci siamo arrivati, e quindi anche poi di rimontare, no? E quindi di affermare, lo diceva Massimo, la traduco così non ci torno, gli slogan che propriamente chiamiamo così della via maestra in realtà tracciano per noi, per il sindacato, per gli attivisti, per chi sta diciamo, in un sindacato come la CGIL, l'affermazione di una necessità di un modello sociale completamente alternativo a quello che viviamo oggi. Che anche qui, diciamo così, che questa destra che oggi governa il nostro paese porta alle estreme conseguenze e con un tratto autoritario di violenza che è molto diverso da quello del 24, del 21 e del 24, ma che paradossalmente rischia di essere più subdolo ancora, proprio perché, lo diceva Massimo, ha usato un'espressione sulla quale secondo me ci dovremmo interrogarci, cioè senza neanche accorgersene, hai detto, no? Cioè affermano un modello autoritario di ritrazione della libertà, di ridisegno delle forme democratiche,
senza che la maggior parte del popolo se ne accorga, anzi dico qualcosa di più, spacciando alcune di queste riforme per, diciamo, strumenti di maggiore libertà delle persone, no? Quindi facendo una doppia involuzione, no? E quindi, insomma, dirò alcune cose che mi sembrano i tratti sui quali dobbiamo provare a lavorare, anche le cose che qualcuno ha definito in un intervento che ho ascoltato, e quindi ripeterò all'infinito, per cui mi risentirete all'infinito, però dire che ci sono dei battiti di farfalla, no? Che noi non ci possiamo mica certo permettere, diciamo così, di essere rassegnati e di pensare che tutto continuerà in una deriva di decadenza. E prima di dire alcune cose, insomma, che secondo me caratterizzano la fase politica nel nostro paese, ma anche in Europa e nel mondo, per dirvi cosa significa senza neanche accorgersene, vi dico una cosa che ho ascoltato stamattina in TV. Stamattina alle 8 su Agora c'era Ivan Pedretti. Quindi io non lo sapevamo, ma ho acceso la TV quando ho visto un messaggino di una compagna che mi ha detto alle 8 ci sarà Ivan Pedretti. Il servizio di Agora partiva dalla presenza della Meloni ieri a Caivano e da questa, diciamo, triste parata istituzionale dello scambio fra lei, il presidente della campagna, che però la dice anche molto di come il principale rappresentante di un'istituzione, Presidente del Consiglio, tratta l'istituzione, no? Insomma, quindi questo modo anche di banalizzare le funzioni, di svilirle mentre le si agisce, no? Che parlava di Caivano e naturalmente ieri c'era Caivano e c'era la commemorazione del 50° anniversario della strage di Caivano. Ivan, che io ho sentito poco perché ero al centro del caso, ha fatto un intervento per dire cosa è stato per lui, per quella generazione, quella, diciamo, dei ragazzi che votavano negli anni 50, 60, 70, e quella fase, e che cosa è stato il sindacato in quella fase, no? Insomma, il movimento operaio cosa è stato in quella fase di profonda difesa dei principi costituzionali, cioè quella è stata un'altra fase in cui il paese avrebbe potuto deviare pesantemente, no? verso l'eversione nera, di pirombare in anni tragici, e non lo ha fatto per la forza del sindacato e degli operai che hanno, diciamo, presidiato la democrazia e non si sono fatti trascinare, no? In una spirale di violenza che però aveva tutte le fonti di legittimità in un qualche modo. Non sento bene cosa dice Ivan, però mi immagino. Il rappresentante, non so neanche chi fosse, della destra successivamente dopo di lui sintetizza e dice: beh, a Caivano e a Brescia c'era in tutti e due casi lo Stato. In tutti e due casi c'è stato lo Stato. Allora l'affermazione in sé non è falsa, ma dipende quale Stato c'è. Stato a Brescia e quale Stato c'è a Caivano. Lo Stato di Caivano è quello che incarcererà i genitori. Lo Stato di Caivano è quello dei riparti, del decreto sui riparti. Cioè lo Stato di Caivano è quello che affronta il dissenso, affronta il malessere, rafforzando, diciamo così, le pratiche di minimizzazione del consenso, di aggressione al consenso, di rifiuto del consenso. Lo Stato di Brescia è uno Stato, non è un caso che si disse e si scrisse il sindacato si è fatto Stato a Brescia, no? Perché è stato in quel momento che si è affermata invece l'idea di una democrazia di un altro tipo, una democrazia costituzionale con i principi di libertà. Lo Stato che è a Caivano è uno Stato, lo ricordava Nicoletta, che nelle sue più alte rappresentazioni
rilegge la storia dalla quale noi siamo venuti. E questo è uno dei temi sui quali noi abbiamo un dovere e una responsabilità fortissima, perché questa narrazione è una narrazione che si è sedimentata fra le persone, cioè quello che chiamiamo l'antifascismo, no? Cioè una rilettura della storia che minimizza la violenza e l'aggressività del fascismo e della dittatura fascista, che magari fa rinascere, diciamo così, la nazione alla quale ci si richiama con forza, no? Il nazionalismo e l'identitarismo sono i tratti comuni della destra, ma identitarismo e nazionalismo non rispetto alla Costituzione repubblicana o alla guerra di liberazione o al referendum su Repubblica e Democrazia, che sono stati punti di discontinuità che ci hanno poi consegnato una Costituzione con quelle caratteristiche, con quell'impianto. Non quello è lo stato del risorgimento, no? Loro si richiamano a quella idea di nazione. Ecco, se questo è il contesto, io penso che, diciamo così, partire dalla materialità delle condizioni delle persone, che è il compito che abbiamo come sindacato e che spesso è l'unico strumento per intercettare le condizioni delle persone e provare, diciamo così, a portarle in un ragionamento un po' più avanzato, si debba accompagnare con quella consapevolezza e con quella responsabilità. Perché noi ci dobbiamo interrogare sul perché è stato possibile che un partito che ha quelle caratteristiche, cioè che rigetta quasi formalmente, no, una certa storia, oggi governa democraticamente, non in modo indemocratico, democraticamente il paese, cioè come una forza. È successo a tante forze, diciamo, di estrema destra, che per anni sono state, purché presenti, ancorché presenti, marginalizzate dalla vita pubblica, no? In un qualche modo fuori dalle istituzioni. Pochissimi rappresentanti di forze che vengono da quella storia sono state partecipi. Poi improvvisamente non solo non sono più state emarginate, ma sono state legittimate a guidare le istituzioni, facendo proprio un'opera, diciamo così, di rinarrazione, di racconto, no? In parte, insomma, dopo la caduta del muro, insomma, dopo una serie di avvenimenti. Ora, perché, diciamo così, ci sia questa condizione, ecco, questo riguarda, io credo, come sono state gestite le grandi trasformazioni, i grandi stravolgimenti passati e soprattutto attuali nelle dinamiche di redistribuzione della ricchezza e nelle condizioni delle persone che noi utilizziamo. E questo ha, diciamo così, un grande fondamento nella materialità. Io sono molto d'accordo con chi dice la destra, quella destra, ha un chiarissimo disegno. Sono altrettanto però, credo, d'accordo con chi dice che quel disegno ha con sé una narrazione che quasi lo altera, no? Cioè che quasi lo trasforma. Cioè, questa destra ha un chiarissimo blocco sociale di riferimento, per esempio. Ce lo dicono tutte le scelte politiche che stiamo vedendo in questi mesi e che vediamo anche crescere in Europa, no? Hanno due tratti, quella del protezionismo e quella dell'egoismo, ma quando devono rispondere materialmente rispondono a un blocco sociale che è il blocco sociale che, diciamo così, che Matteotti ha contrastato pur venendo da quel blocco sociale, no? Cioè quello dell'elite, quello della ricchezza in mano a pochi, non solo della ricchezza materiale, ma della ricchezza culturale, della ricchezza, diciamo, nelle possibilità di scelta, nella ricchezza della consapevolezza, no? Non è un caso che in questa, diciamo, crescita delle destre ci sono alcuni tratti comuni. Uno sono le politiche fiscali. Io penso da sempre che il fisco per noi dovrebbe essere una delle madri di tutte le battaglie. Uso la stessa espressione che la Meloni ha usato per la riforma costituzionale.
tranne chi non usa più, e dopo dirò una cosa velocissima su questo, insomma, cioè, se non voglio banalizzare, ma sono bravi, cioè comunicativamente, strategicamente, cioè sono bravi, si dipingono in un modo e fanno cose nel modo opposto, facendole passare per cose che rispondono al blocco sociale, diciamo, al quale dovremmo rispondere noi intendo il campo progressista, più generale. Però cioè, ci sono alcuni tratti comuni. Uno, le politiche fiscali sono un tratto comune, sono politiche di stampo corporativo e di legalizzazione, tra virgolette, della evasione fiscale. E questo tratto è un tratto, per questo dico che la battaglia è prima culturale che fattuale, è un tratto che trova condiscendenza pubblica. Negli anni, insomma, che Massimo richiamava e che io, diciamo così, leggo con meno, lo dico, leggo, sarei più cauta a dire i ragazzi hanno tutti votato in un certo modo negli anni 60 e 70, cioè lì sono successe delle cose che noi non abbiamo saputo leggere, che una certa generazione, anche quella generazione che quei diritti li ha conquistati, non ha saputo leggere, non ha saputo interpretare adeguatamente. Io la penso così, cioè abbiamo pensato, una generazione ha pensato che una volta conquistati i diritti, quella sorta di benessere non lo ha più messo in disponibilità di un pensiero progressista e di alterazione dei rapporti di forza che si andavano determinando. C'è un piccolo librino di Prodi, non mi ricordo proprio i libri tutti, li leggo e li dimentico nei titoli e nei contenuti, ma c'è un piccolissimo libretto di Prodi che a me ha inquinato. Dice, nella società di Olivetti, diciamo così, ci saremmo tutti ci scandalizzavamo se il manager prendeva 20-30 volte di più dell'operaio, no? Adesso che prende 1 milione di volte di più dell'operaio, cioè, non solo non ci scandalizziamo, ma è legittimata culturalmente quella diversità, che è la stessa logica che guida il dibattito sulle tasse, no? Dobbiamo pagare meno tasse, è il mantra. Questo non è un messaggio solo della destra, ma è un messaggio anche della sinistra, solo che cioè per pagare €1 di tasse in meno a noi, diciamo quelli al popolo, quindi una scelta sono le politiche tributarie, la seconda scelta è il ruolo del pubblico, cioè del perimetro pubblico, no? Cioè, e quindi di dove mettiamo il sistema pubblico e cosa costituisce il principale rapporto fra il cittadino e lo Stato nella scala delle priorità. Qui ci sta la sanità, veniva ricordato, insomma, non a caso uno dei punti sui quali il contrasto, no, che noi stiamo provando a determinare a questo modello sociale si concentrerà e si concentra, perché sta in uno dei punti dove è più alto il malessere dei cittadini, ma ci sta anche l'istruzione. Matteotti, come dire, ci aveva visto lungo, cioè uno dei pensieri di Matteotti era a quei contadini, cioè che non hanno il pane per mangiare, che non hanno, io gli devo anche offrire la possibilità di scegliere, no? Allora sulla scuola non serve solo definanziare, cioè, guarda, basta in quel modello della destra, basta mettere la scuola dove la stanno mettendo, no? Cioè nel luogo, facendola diventare il luogo che deve formare i lavoratori per il sistema produttivo, che è un sistema altamente competitivo. Se sei bravo avrai le possibilità e il sistema ti dovrà premiare, se non sei bravo è colpa tua, no? Che non è la scuola né del pensiero critico, né dell'emancipazione, né della cultura per avere cultura, che è una straordinaria possibilità, no? Ma noi stiamo piegando questa deriva. Quindi il secondo punto è appunto il tema del ruolo del perimetro pubblico. Non è un caso che in tutta Europa, che l'Europa, la crisi dell'Europa, che non è solo dovuta alla crescita delle destre, no? Ma è dovuta anche alla difficoltà dell'affermazione del modello europeo, cioè quel modello che teneva insieme competitività e diritti sociali
che dovevano andare insieme, che dovrebbero andare insieme e che invece sono stati sacrificati sull'altare dell'austerità, del rigorismo, del rispetto dei conti. Quella funzione, cioè il ruolo del pubblico, cosa deve fare lo Stato, chi è lo Stato, no? È il secondo punto che è andato in crisi. E il terzo grande punto che è andato in crisi è il lavoro. E l'attacco al lavoro è stato un attacco prima che ancora materiale, diciamo così, culturale, cioè del posto del lavoro nella società. Se tu non solo hai 36 contratti a tempo determinato, diciamo così, no? Ma dietro quei 36 contratti a tempo determinato non c'è solo un impoverimento del soggetto, della ricattabilità di quel soggetto, dell'impossibilità di quel lavoratore di essere libero di scegliere, di rapportarsi nel rapporto di lavoro, ma in quei 36 contratti a tempo determinato c'è la concezione del lavoro, che ci sei tu oggi, domani c'è un altro ancora, e per il sistema non fa differenza, perché non sei tu l'ingranaggio importante nel sistema, lo è il profitto, lo è la generazione della rendita, lo è l'impresa, no? In una certa lettura, no? Sì. E quindi l'arretramento rispetto al dettato costituzionale è un arretramento, diciamo, potentissimo, ideale prima che ancora materiale, e avviene attraverso i due cardini. Uno, la Repubblica democratica è una Repubblica fondata sul lavoro, no, non è più così, non è più così, cioè io non riesco a dirla diversamente, cioè il significato profondo dei referendum sta in quella cosa lì. Poi è certo, sono 4 quesiti, parlano di 4 cose, non parlano di tutto il lavoro, non parlano di tutta la precarietà, perché non ne puoi parlare, ma il fondamento ideale è che mettere al posto giusto il lavoro nella società è un pezzettino di quel ridisegno del modello costituzionale che oggi è aggredito, perché qualcuno un'idea del mondo ce l'ha, qualcun altro fa fatica ad affermarla, perché i principi su cui noi l'abbiamo affermata, in cui i progressisti l'hanno affermata 40-50 anni fa, oggi sono profondamente in crisi. Perché se tu hai una parte consistente della popolazione che dalle trasformazioni si sente escluso, emarginato, colpito, la risposta più facile che gli puoi dare è quella che gli stanno dando le destre: protezione ed egoismo. Uno, cerco un nemico, è più facile che tu cerchi un nemico in qualcun altro di fianco a te, non ti riguarda, non risolve nessun problema, questa cosa, cioè alla persona non gli risolve nessun problema, però lo fa sentire meno male, c'è pure questo più sfortunato di me. Cioè, la parabola di come trattiamo le immigrazioni nell'Occidente è questa. Cioè, noi siamo il continente che invecchia di più, quasi più velocemente di tutto il mondo. Cioè, abbiamo bisogno, diciamo, per dare continuità a un progetto dell'immigrazione, il nostro paese più di tanti altri, e però continuiamo una narrazione che è quella dell'invasione di corpi estranei, no? Che non hanno la nostra cultura, che non hanno, come se noi avessimo una cultura omogenea, no? Cioè come se l'Italia non fosse un paese che viene invece da un insieme, diciamo così, di esperienze, di pratiche, di commistioni, no? Di popoli, no? Di culture diverse, però e quella narrazione è figlia, diciamo così, di quelle paure delle trasformazioni. Ora, cos'è che noi ambiremo a fare? Quando diciamo dare sostanza al dettato costituzionale, andiamo a fare quello che il dettato costituzionale ci dice. Qual è la forza più grande della Costituzione? Cioè la rottura più grande che ha determinato la nostra Costituzione rispetto ad altre Costituzioni?
diciamo così, per me è la promozione, no? Cioè è l'idea, diciamo così, che quello Stato non è compito di qualcuno delinearlo, no? È compito di chi è nello Stato, cioè dei cittadini e delle loro forze organizzate di rappresentanza, i partiti, i sindacati, le forze sociali, oggi diremo il terzo settore, l'associazionismo, cioè la collettivizzazione delle urgenze, che è esattamente l'opposto, lo diceva anche qui benissimo Nicoletta nell'introduzione, dell'uomo forte. Di Matteotti nei discorsi, nelle storie, colpisce un po' questa, cioè lo dico colpisce perché esattamente come viene narrata anche questa sua intransigenza, no? Per il rispetto delle regole, la legalità, per la quale lui era anche un po', diciamo così, tirato per la giacchetta dal suo stesso fronte politico, no? Cioè, perché in realtà questa idea della commistione, no? Di questa illegalità che viene anche, insomma, cioè tollerata, no? Perché poi tutto sommato, vabbè, il mondo funziona così, no? Cioè che è un po' la retorica che ci vogliono, cioè che ci hanno, nella quale ci hanno trascinato, no? Insomma, c'è questa idea di una competitività che si gioca e se si deve competere ci sta anche che ci sia questa illegalità diffusa. Cioè è quella che per anni ha fatto sì che anche noi del nord, io vengo dall'Emilia, pensassimo che la mafia, l'andrangheta, la collusione fossero fenomeni di certe aree del paese, no? Con anche qui una lettura molto, insomma, stereotipata, no? Cioè l'uomo con la coppola e la richiesta del pizzo esplicito, cioè i verbali del processo all'Emilia, quella cosa che diceva Massimo prima, che abbiamo fatto a posteriori, che non ci è neanche passata per la Camera del cervello, noi eravamo un sindacato, cioè di guardare nelle aree delle ricostruzioni post-sisma, ad esempio, i tassi di sindacalizzazione, che non avevano ragione d'essere in un territorio che ha tassi di sindacalizzazione di un certo tipo, e poi scopri che come agiva, no? Come agiva l'illegalità, come agiva, cioè con delle modalità che sono proprie di quelle intimidazioni, no? Magari fatte le buste paga regolari, la restituzione di una parte della busta paga segnata in un pizzino a cui tutti corrispondevano, cioè, le commistioni con uffici dello Stato, come le prefetture, sono state, diciamo, ecco, cioè, se il tessuto si è così permeato dove era ricco, vuol dire che questo tema degli anticorpi è un tema che ci dobbiamo proporre, non perché non ci abbiamo speranza, ma che ci dobbiamo saper proporre. In questo contesto il ridisegno delle norme della vita democratica, cioè il ridisegno dell'autonomia differenziata, del premierato e anche gli interventi sulla separazione delle carriere della giustizia, diciamo così, danno forma istituzionale alla torsione autoritaria. E anche qui è un tema su cui dobbiamo ragionare, perché ad esempio partirà anche nel Parlamento una discussione sugli emendamenti che si possono fare, no? Cioè come possiamo aggiustare questo disegno? Perché guardate, nella narrazione pubblica si dirà mica tutte le democrazie sono democrazie di natura parlamentare, cioè cambiare è legittimo, no? Cioè cambiano i tempi, qual è la narrazione? La Costituzione è nata anni fa, il mondo è tutto cambiato, ci sono anche cose vere, perché il mondo è tutto cambiato, no? E quindi noi dobbiamo essere fermi anche perché questi sono furbi, no? Quando la Meloni si è insediata, la cosa che ha detto è il premierato è la madre di tutte le riforme. Siccome c'era stato un altro in precedenza, no? Che si è giocato la sua, diciamo così, la sua possibilità
possibilità di dare continuità al suo governo, scommettendo tutto sulla riforma costituzionale, e non gli è andata bene, speriamo che non vada bene nemmeno a questi, però siccome c'è stata questa cosa, poi finisco sulla pace, solo un punto, uno dice, insomma, speriamo che si bruci su questa cosa, però a parte che il premierato come era disegnato, come è disegnato nel disegno di legge, non ha uguali in nessuna parte del mondo, già questo è una cosa che vorrei voler dire, però in realtà è il combinato disposto tra tutte queste riforme, no? Che è quello che deve inquietare di più, no? Nella sottrazione diciamo, del potere alle forze organizzate. No? Non è un caso che c'è una evidenza palesata e pubblica dei sindacati gialli, no? Messi al pari degli altri sindacati. Non perché questi magari ce l'hanno anche la loro rappresentanza, ma l'idea è che il sindacato non è da bandire per queste formazioni, ma lo devi tenere se è funzionale alla costruzione di un rapporto con il decisore, deve rimane il decisore. Il sindacato accompagna, magari è anche utile nel far emergere alcune vertenze, perché poi c'è questo tratto di populismo molto diffuso, no? Le prebende e ti faccio il bonus e il premio e l'identificazione di alcuni messaggi con il sostegno normativo ed economico e la famiglia, e allora il bonus delle mamme, famiglia diventa bonus delle mamme. Lo diceva, faccio proprio l'ultima prima, lo diceva Silvana. Io sono molto netta, Silvana, su questa cosa, per il modo con cui è stata fatta quella roba del PNRR sugli anti-abortisti nei consultori, per il modo, oltre che per il contenuto, ma lasciamo il contenuto di qua, i contenuti li abbiamo, ma per il modo con cui è stato fatto, quello è un metodo fascistico per me. Perché il piano nazionale di difesa e resilienza, diciamo così, sono risorse messe a disposizione dello Stato che le generazioni future pagheranno perché sono prestiti per lo più, non è che ci hanno regalato dei soldi adesso, che dovrebbero essere funzionali a risolvere quei divari, cioè sono nate per risolvere quei divari, per riequilibrare quel rapporto privato-pubblico, per restituire dignità, protagonismo, possibilità alle giovani generazioni. Se tu decidi, diciamo così, che smantelli il PNRR anche nella discussione pubblica, perché non ne parli più collettivamente, dici l'Europa mi ha detto, io faccio, ma non c'è più quel tentativo di coinvolgimento, no? Comuni, le regioni, i soggetti, le parti sociali, nella costruzione. Tu stai facendo una cosa che ha un metodo fascista e la fai 2 volte con un metodo fascista perché scegli il campo in cui decidi. Se il campo è l'autodeterminazione e la difesa di un presidio pubblico, di una norma pubblica, lo fai 3 volte, diciamo, lo stampo, diciamo, eversivo della destra. Quindi questo è il contesto. Io penso che noi non ci possiamo, diciamo, non la possiamo risolvere, la dico così, cioè nell'idea che torniamo a quelli di 40 anni fa. Perché non ci saranno gli stessi partiti politici, non ci sarà lo stesso tessuto sociale di 40 anni fa e non credo neanche che ci possiamo illudere, io la penso così, diciamo così, che abbiamo capito sempre tutto noi, no? Cioè nella chiusura autoidentitaria e diciamo così quasi fisica della nostra organizzazione. Tant'è che la necessità di costruire alleanze che stanno in tutti i campi, stanno con le associazioni, stanno con le aggregazioni civili, stanno con chi, diciamo così, fa le cose che facciamo anche noi e che minimizziamo anche noi delle volte, cioè anche noi trattiamo delle volte i campi della legalità come un di cui dell'attività che facciamo, no? Sì, noi facciamo la tutela, facciamo la previdenza, così, poi facciamo anche delle cose come se fossero di folklore. Allora, dall'altra parte non c'è niente di folkloristico, non c'è niente di improvvisato in quel disegno della destra.
Quindi noi dobbiamo sapere dare corpo e sostanza alle cose che facciamo già e soprattutto dargli fiato e prospettiva, cioè rendere quella partecipazione civile come la cifra sulla quale rimontiamo su quegli ideali, quei valori che sono quelli che non abbiamo mai cambiato in 100 anni e che siamo saldamente convinti di non cambiare, quindi riportando le persone, giovani, meno giovani, eccetera, eccetera, a una partecipazione consapevole. E lo dico perché è verissimo, cioè, chi governa il paese non ha la maggioranza del paese e sta in un paese che in ragione dell'abbassamento della ideologia del comportamento elettorale ha cambiato, diciamo così, forme di governo cioè, più veloci della luce e anche un po' inquietanti, diciamo così, perché alla fine sembrano tutti uguali anche quando non lo sono, no? Però questa è la forza che abbiamo, no? Cioè abbiamo avuto, come dire, speriamo che Fratelli d'Italia faccia la stessa fine che hanno fatto altri, da 30 al 10, eccetera, eccetera, con questo motto, no? Però è vero che governa una parte minoritaria, cioè che questo governo non rappresenta la maggior parte del popolo, ma è altrettanto vero che se la maggior parte del popolo decide di non andare a votare, legittima questi a farlo. Cioè qualcuno direbbe che l'indifferenza è complice, no? È quasi peggio di schierarsi, cioè di non schierarsi, sei indifferente, sei complice di quello che sta accadendo. E ho, come dire, la preoccupazione che non ci sia solo una complicità, ma che alcuni valori, quelli dell'egoismo, quelli della sopraffazione, abbiano permeato una cultura delle persone, anche che noi rappresentiamo, cioè anche del campo nostro. E quindi bisogna sfatare alcune narrazioni. La narrazione che va sfatata, ad esempio, è quella della Giorgia del popolo, perché il popolo, cioè, presentarsi come quella del popolo è un grande messaggio comunicativo, perché è l'identificazione con la parte che sta peggio, no? Però bisogna dire che il suo popolo vero, cioè, è quello che risponde con i comportamenti e le scelte legislative che determina, che vanno tutte, diciamo così, nelle classi diciamo della borghesia meno illuminata che c'è in questo paese, che va tutta nella direzione del sistema imprenditoriale meno illuminato che c'è in questo paese e che diciamo è in gran parte protagonista di quello stato di corruzione che mette il nostro paese, diciamo, sulle libertà e sullo stato di civiltà molto indietro nelle classifiche mondiali in alcuni continenti. L'ultima cosa per la quale Matteotti è giusto che sia ricordato è questa sua, diciamo, tensione forte per la pace, ci aveva visto purtroppo molto lungo, era un come l'aveva scritto, militarista, ecco, che è qualcosa di più di essere un pacifista, no? C'è una cosa ancora più netta. E anche qua, anche su questo, dobbiamo essere consapevoli che la fase storica nella quale viviamo non è che la destra è militarista e la sinistra non lo è. Dobbiamo sapere che quello che sta accadendo in Europa, diciamo così, è un profondo arretramento di una delle cose che è scritta in quasi tutte le Costituzioni d'Europa, cioè il ripudio della guerra come strumento per risolvere le contese. Oggi, nel mondo trasformato così, in un mondo in cui l'Occidente ha perso potere, diciamo così, per anni abbiamo pensato che l'Occidente dovesse conquistare tutto il resto del mondo. Tutto il resto del mondo, nel quale vivono 7 miliardi dei 10 miliardi di abitanti del mondo, si è reso conto che forse non può conquistare l'Occidente e lo sta facendo economicamente, socialmente, in alcuni casi anche intellettualmente. Pensate alle evoluzioni di paesi come la Cina, come l'India, nelle trasformazioni tecnologiche, nella economia, no? Cioè da paesi terzocontisti dell'Occidente sono diventati paesi che elaborano loro le principali. Oggi questa condizione della guerra e del come si afferma la pace è una grande questione politica, in cui avremmo bisogno, diciamo così, di un'Europa forte, che non c'è, in cui avremmo bisogno di una discussione politica che non c'è,
e che oggi legittima ad esempio uno dei partiti più progressisti che c'è nell'arco costituzionale europeo come i Verdi della Germania, ad essere uno dei principali fautori non solo del riarmo della Germania, che stiamo ritirando tutte le risorse diciamo della spesa pubblica, la maggior parte delle risorse della spesa pubblica, ma anche a fare una discussione sull'interventismo diretto dei paesi dell'Europa nel conflitto ucraino-russo, piuttosto che nel dibattito insomma, in cui solo la voce delle Nazioni Unite riporta diciamo così, i giusti pesi di quello che sta succedendo nel Medio Oriente e quello che può succedere nel Medio Oriente. E quindi anche su questo io penso che siccome siamo stati la prima organizzazione che da sola ha provato a ricostruire il cartello, il Group for Peace, a fare diciamo quasi nello sberleffo generale, no? Le prime manifestazioni non per essere pacifisti perché fa bello mettersi la bandierina, ma perché in un mondo che ha le armi nucleari non esiste una possibilità di gestione, diciamo così, dei conflitti come la immaginiamo, no? Cioè, quindi anche dire attacchiamo noi, lascerà il tempo che trova, però la cultura pacifista cioè, si nutre, secondo me si è sempre nutrita e si deve nutrire di quella cultura costituzionale, di quell'affermazione dei principi, del protagonismo delle persone, della idealità, della solidarietà. Se vanno in crisi quei principi e sono andati in crisi quei principi, inevitabilmente è più facile affermare una logica di supremazia e quindi di risoluzione, diciamo, attraverso l'imposizione del più forte, no? Cioè di una cultura regressiva. Non lo so se non c'è, io credo che noi le ricette le avremo anche, no? Cioè abbiamo una chiara idea del mondo che vorremmo, abbiamo meno chiaro come in un mondo così veloce, anche in un mondo in cui i social determinano, le persone si chiudono e chi comanda ha capito che sottrarre voce, udienza, strumenti di partecipazione è il primo, diciamo così, è il primo strumento per affermare la volontà di chi governa ad essere il pensiero unico. Come lo facciamo è il grande interrogativo che si propone a un sindacato confederale di questi tempi, è proprio un grande interrogativo. Però a questo interrogativo io penso che dobbiamo rispondere dando forza e sostanza all'impegno che mettiamo in campo tutti i giorni, anche nelle attività che ci sembrano marginali, provando davvero a entrare in una relazione di contatto con le persone che parta dalla voce delle persone. Cioè non pensare a quello che pensano secondo noi, ma provare a partire quali sono i loro malesseri e provare con loro a costruire un dialogo che, diciamo così, che affermi le nostre personalità. Grazie Tania. Vabbè, noi abbiamo provato oggi diciamo, a tracciare un po' una continuità ideale tra Giacomo Matteotti, la sua storia e la nostra condizione dell'oggi. Ci siamo riusciti, penso di sì, insomma. E però io chiuderei questa giornata con un omaggio ideale a Giacomo Matteotti attraverso un applauso ai nostri volontari e volontari dei campi della legalità, perché questa è una giornata un po' sumata. Purtroppo avevamo pensato anche una visita alla casa di Matteotti, che però è in ristrutturazione, naturalmente
avuto modo di visitarla qualche tempo fa, approfitto per ringraziare Fulvio da zio, che dov'è che non lo vedo, perché è stato lui che mi ha fatto conoscere questo posto, perché non sapevo neanche esistesse questa casa geografica, in realtà è un posto meraviglioso. Grazie Fulvio, e anche lo ringrazio perché mi portò a vedere la tomba di Matteotti, che vi consiglio perché vedere la casa è bello, vedere la tomba di Matteotti è emozionante. Purtroppo la casa è chiusa perché prevedendo diciamo una presenza di persone dentro la casa è stata ristrutturata per consentire insomma di avere quegli elementi di sicurezza che probabilmente non aveva, quindi purtroppo ancora in restauro, però si può vedere perché a 2 minuti 2 giornologio del posto dove siamo a pranzo, e dopo vi invitiamo anche per chi lo volesse fare 2 passi e andare al cimitero per vedere la tomba di Matteotti. Grazie a tutti, possiamo andare qua e andiamo verso